Buon pomeriggio, vi porto un cordiale saluto da parte della Presidente dell'Ateneo, dottoressa Antonella Magaraggia, che ha avuto un impedimento e non può essere presente. Lo faccio io a suo nome e a nome naturalmente dell'Ateneo, che è ben lieto di ospitare la presentazione di questo importante volume, che è veramente il frutto di un lavoro, diciamo, di molti anni e di grande cura. Mi sono complimentato poco fa con l'autore Roberto Berveglieri per proprio la qualità e la entità di un lavoro che ci porta a una documentazione importantissima di prima mano su una serie di aspetti relativi proprio alla storia della scienza e della tecnica e dell'innovazione nella lunga storia della Repubblica di Venezia. E per la scarsa esperienza che ho di lavoro in archivio so quanto sia complesso redigere un regesto e quanto poi sia utile per chi ne fruisce averlo in mano, quindi ancor più meritorio credo sia il lavoro del nostro autore da questo punto di vista. Un'altra riflessione mi veniva di fare spontaneamente sfogliando questo importante volume, che poi è il primo di tre, sull'importanza e sul valore davvero grande delle raccolte archivistiche, della documentazione archivistica. Quindi noi dobbiamo essere sempre molto grati a chi lavora negli archivi, perché il loro supporto offre agli studiosi davvero un aiuto indispensabile. Su questo fronte l'Ateneo ha già preso varie iniziative, l'ultima è quella appunto intrapresa da Tiziana Plebani e Mario Infelisi. Abbiamo avuto già un incontro qui nel mese di gennaio, ma vorremmo procedere proprio finalizzando la nostra attività a un coordinamento sempre maggiore delle istituzioni archivistiche e bibliotecarie all'interno della città di Venezia, che sono moltissime, con un patrimonio davvero enorme che dovrebbe essere messo sempre di più al servizio degli studiosi. Credo che questa iniziativa dell'Ateneo sia molto importante. Io l'ho sostenuta anche in qualità di vicepresidente e prima di segretario e desidero continuare su questa strada perché ho la consapevolezza della grande importanza di questo patrimonio culturale che è, diciamo, un segno distintivo di questa città. Dovrebbe costituire un punto anche proprio di attrazione per il mondo della scienza, della ricerca. Me lo auguro davvero di cuore. Saluto anche in particolare l'autore, le relatrici e i relatori e passo la parola subito alla direttrice dell'Archivio di Stato, dottoressa Stefania Persano. Grazie. Allora, intanto sono molto soddisfatta di essere qui oggi, che è una delle mie prime uscite come neodirettore dell'Archivio di Stato. Io ho preso servizio il 3 gennaio, quindi sono ancora nella fase proprio iniziale, soprattutto nel prendere rapporto con le istituzioni locali, anche se culturali locali, anche se ho capito già subito quanto sia importante il legame tra il nostro istituto, che è una delle istituzioni culturali più importanti della città, a livello nazionale sicuramente d'Italia, ma anche d'Europa, non volendo esagerare, del mondo, considerato la nostra utenza, che è un'utenza internazionale. E quindi ringrazio Alessandra Schiavon e il professor Berveglieri
per avermi sollecitato a partecipare a questa iniziativa, e l'ho fatto molto volentieri, proprio per i motivi che vi dicevo prima. Volendo portare il saluto dell'Archivio di Stato, ho provato un po' a fare, un po' studiato, e ho scoperto che tra l'Ateneo Veneto e l'Archivio di Stato ci sono molti punti in contatto. Anzitutto mi sono portata il foglio perché non voglio sbagliare nomi e date, non essendo veneziana, come avrete già capito. Anzitutto la fondazione, cioè queste due istituzioni nascono sostanzialmente a distanza di pochi anni l'una dall'altra. L'Archivio di Stato nel 1815 per iniziativa di Francesco I Asburgo-Lorena, che decise di concentrare in un grande archivio generale tutti i documenti prodotti dalla Repubblica di Venezia nel corso della sua lunghissima storia. L'Ateneo Veneto nasce invece un po' prima, nel 1812, in epoca quindi pienamente napoleonica, tramite l'accorpamento della Società Veneta di Medicina, Accademia dei Filareti e Accademia Veneta Letteraria. Quindi, come dire, già l'atto di nascita di queste due istituzioni già cominciano a procedere di pari passo, già da parecchio tempo. Entrambi sono ospitati in due sedi monumentali, quella dell'Ateneo ci siamo oggi, quindi la potete apprezzare pienamente dal vivo. L'Archivio di Stato, come sapete, è ospitato all'interno dell'antica Ca' Granda dei Frati Minori, accanto alla chiesa dei Frari. Nel corso della loro appunto ormai lunga vita, l'Ateneo si è distinto, insomma, per aver sollecitato una serie di iniziative culturali di grande livello, e come vi dicevo, insomma, anche l'Archivio di Stato attira nella nostra sala di studio molti studiosi appunto da tutti i paesi del mondo. Quindi diciamo che si tratta di due istituzioni che hanno una lunga storia, che hanno un elevato livello culturale e che quindi sono assolutamente importanti per la città, ed è anche importante che collaborino, che perseguano, insomma, gli stessi obiettivi, ognuno ovviamente con le proprie prerogative e con le proprie possibilità. Il libro, un altro piccolo, diciamo, nesso tra l'occasione di oggi e la nostra attività, appunto il volume del professor Berveglieri, che come avranno modo di illustrare in maniera molto più approfondita i relatori, attraverso una ricerca minuziosissima d'archivio. È stato detto, la ricerca d'archivio non è una ricerca semplice, non è una ricerca immediata, e proprio per questo opere come questa, che riescono comunque a offrire ai lettori, insomma, sia professionisti ma anche non professionisti, l'opportunità di accedere a queste carte e ai contenuti, ai messaggi che queste carte danno, è assolutamente un'operazione molto importante. Tra l'altro l'argomento che il professor Berveglieri ha deciso di scegliere è un argomento assolutamente attuale, molto interessante, perché attraverso il suo testo si ripercorre un po' la storia della scienza e della tecnica in questi ultimi 300 anni, e tra l'altro è un argomento che al nostro Archivio di Stato diciamo, interessa particolarmente, perché noi nei nostri canali social, per esempio, da un po' di tempo ospitiamo una rubrica settimanale dedicata proprio ai brevetti. Quindi insomma io sono veramente molto felice di essere
qui con voi e di dare, insomma, avviare questa discussione che sono sicura sarà veramente interessante e ricca di spunti di riflessione, ma soprattutto anche, spero, possa incuriosire chi ha voglia di avvicinarsi a questi argomenti e soprattutto, insomma, alla ricerca d'archivio o alla storia in generale, che è poi quella che sostiene, insomma, che gli archivi sostengono. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio il vicepresidente dell'Ateneo e ringrazio Stefana Persanti, che pur immersa in questo suo nuovo e autorevole ruolo ci ha dedicato il suo tempo. L'incontro di oggi, è stato già anticipato, è dedicato dunque ad illustrare in alcuni dei suoi aspetti più salienti l'indagine che è stata condotta soprattutto negli archivi veneziani, ma non solo, per oltre 4 decenni dall'autore Roberto Berveglieri. L'obiettivo della ricerca consisteva nell'individuare e censire tutti i brevetti agricoli industriali concessi dalla Repubblica di Venezia, le cosiddette patenti, così noi le troviamo citate nel linguaggio giuridico veneziano. Brevetti per i quali si richiedeva un sussidio o un contributo statale e che furono rilasciati nell'arco di poco più di 3 secoli, a partire dal 1474, che pone Venezia assolutamente all'avanguardia in questo settore in Europa. L'esito di questo lavoro ha portato alla realizzazione di questo volume, Ingegnosi artifici, 300 anni di storia della scienza, della tecnica e dell'innovazione, 1474-1788. Precisiamo subito che questo volume si ferma alle soglie del Settecento, si attende l'edizione ormai prossima del secondo, che andrà a coprire l'ultimo secolo di vita della Serenissima. Ora introduciamo i relatori. Giovanni Levi, credo che sia un nome noto nell'universo mondo, ma ricapitoliamo i punti salienti di questa sua carriera. Docente di storia moderna, ha insegnato a Torino, Viterbo, in molte università in Europa e negli Stati Uniti, fino ad approdare a Ca' Foscari, a Venezia, dove ancora ricopre il ruolo di professore emerito. Ha diretto con Carlo Ginzburg la collana Microstorie e la rivista Quaderni Storici. Di lui ricordo almeno il libro più celebre, e mi pare il suo più amato, L'eredità immateriale, Einaudi 1985, ora ripubblicato dal Saggiatore nel 2020, tradotto in 12 lingue. Grazie. Sì, sono un po' imbarazzato perché io sono molto ignorante in fatto di brevetti e quindi vi dirò delle opinioni da storico brevemente, perché poi gli oratori saranno tanti. Brevetto è una parola che è piena di ambiguità, perché nel caso specifico veneziano è un termine che richiama ai brevetti odierni, mentre invece non è così. I brevetti attuali sono brevetti che riguardano la difesa delle iniziative che portano a delle invenzioni, che producono delle invenzioni, che hanno prodotto delle invenzioni, e invece i brevetti, fra virgolette, dunque, della Repubblica di Venezia sono locali, cioè sono legati all'area del dominio. Non sono, questo implica una enorme differenza. L'enorme differenza è che se qualcuno se ne va in Piemonte, trova qualcosa che interessa, arriva a Venezia e dice
voglio il brevetto, diciamo, voglio il privilegio dell'utilizzazione di questa invenzione perché serve al dominio veneto. Cioè infatti una gran quantità di questi brevetti sono di importazione in qualche modo e anche di un fatto politico della Repubblica che cercava di attirare delle novità che altri paesi avevano applicato e che qualcuno andava a copiare spesso e cercava di portarlo all'interno del dominio veneto. Quindi molti di questi brevetti non sono invenzioni, molti sono invenzioni, ma molti non sono invenzioni, sono importazioni. Ci sono queste due caratteristiche fondamentali, invenzione o importazione, come credo dalla prima riga del tuo libro è dichiarato, cioè però mi pare che la differenza fondamentale è proprio quella che ho detto, cioè riguardano il dominio veneto. E questo ha molte implicazioni anche sulla storia della Repubblica di Venezia, perché è forse il luogo, certamente il luogo degli stati italiani in cui c'è più attenzione a una strategia di politica economica, diciamo, cioè c'è l'idea di controllare queste cose, di permetterle o proibirle secondo un piano generale, diciamo. Quindi una delle cose che pensiamo leggendo questo libro e tutte queste specifiche storie di ogni singolo brevetto, sempre, non ripeterò che uso virgolette, ma insomma sono virgolette, che ognuno di questo è un elemento di una all'interno di una strategia economica della Repubblica. Questo è molto interessante perché è molto diverso, per esempio, dal paese che sta nel mio cuore, Genova, in cui ci sono pochissimi brevetti. Era una politica molto più disordinata, diciamo, nel senso che Genova controllava molto malamente il territorio della Repubblica e aveva un'idea meno strategica generale e comunque tutta concentrata nella città. Invece Venezia aveva questa grande terraferma che pian piano, anche dal punto di vista della innovazione economica, si trasferirà da Venezia verso la terraferma. Questo, diciamo, è la prima cosa che viene da pensare. La seconda è questa. Purtroppo, credo, ma è una domanda che ti faccio, non sappiamo i progetti bocciati. C'è qualche allusione alla bocciatura, ma sarebbe interessante per capire la strategia generale del dominio di sapere cosa si accettava, cosa si stimolava e cosa si rifiutava. Invece qui tendenzialmente sono le cose grosso modo definite. Però c'è un'altra cosa importante da dire, che sotto il tema brevetto c'è una serie di cose diversissime. La prima è che non tutte queste cose sono invenzioni o cose da brevettare. Per esempio, a pagina, un momento che ve lo dico, a pagina 260 c'è il caso di un ebreo che chiede di aprire 2 sensarie, 2 cose speciali, diciamo, di controllo per i suoi figli dentro il ghetto, per quanto ce ne fossero già 13 dentro il ghetto, cioè dei mediatori, diciamo. E questo non è un'innovazione, è un tentativo di essere premiato per essere stato un buon medico durante la peste e tuttavia anche un tentativo di rompere gli obblighi ebraici che restringevano il numero possibile dei sensali all'interno del ghetto e che gli viene concesso come premio per la sua attività niente di innovativo, diciamo. L'innovativo è l'uso di questo controllo sul numero di speziali che
la Repubblica esercitava e anche del controllo sugli ebrei, sull'imitazione che erano gli ebrei. A pagina invece, questo era a pagina 266, ma a pagina 260 si parla invece di Tarello. Tarello è un personaggio meraviglioso che ha avuto anche l'onore di essere studiato da due grandi storici, Carlo Poni e Marino Berengo, che tutte e due si sono commossi su questo. Ma mi interessa Tarello perché è un grande agronomo, un grande esperto di agricoltura, e chiede di introdurre delle modificazioni nelle rotazioni, anche con l'introduzione per esempio del trifoglio, delle piante azotanti, diciamo, chiedendo di avere il permesso all'infinito. Se qualcuno usava una pianta azotante nelle rotazioni agricole, voleva avere dei soldi. Poi c'è tutta una trattativa, lui man mano la diminuisce, dice ma ne do metallo al governo, eccetera, ma il problema era questo. Questo mi ha interessato molto perché è un esempio di negativo, un ruolo di una innovazione che viene bloccata da un monopolio in qualche modo. Questo è una cosa importante da considerare perché nella strategia del dominio veneziano c'era il problema di permettere delle cose a qualcuno ma proibirlo quindi a tutti gli altri o per sempre o per 20 anni o per 40 anni. Mi pare che in questo caso sia 20 anni alla fine. Cioè per 20 anni non si faceva una cosa che invece è alla base dello sviluppo della rivoluzione agricola in Inghilterra. Quindi è un fatto politico, non è un fatto di capacità di sviluppo, era un tentativo di premiare in qualche modo una persona che suggeriva questa cosa e che era anche un grandissimo agronomo, ma tuttavia questo ha degli effetti negativi. Questo è molto importante anche quando discutiamo oggi di brevetti, per esempio tutto il dibattito sui vaccini. I vaccini, se sono brevettati, impediscono ai paesi poveri, nel caso specifico del Covid, di essere utilizzati. E questo è stato una cosa giusta perché incentivava la invenzione, la produzione rapida di vaccini, ma allo stesso tempo proibiva a chi non aveva i soldi per permetterseli di, scusate la rozzezza della spiegazione, comunque questa cosa. I brevetti hanno questo, che sono molto spesso la creazione di un monopolio. Un altro caso curioso è Galileo Galilei, che aveva inventato una macchina simile a quella che vediamo nelle campagne, che sono quelle sbarre di metallo con tanti buchi che innaffiano di qua e di là i campi di grano, eccetera, eccetera. Lui aveva inventato una macchina gestita da un solo cavallo che aveva 20 buchi, il cavallo si muoveva e faceva esattamente, credo, quello che si fa oggi nell'innaffiamento. Anche questo era una buona iniziativa, ma in qualche modo non positiva rispetto perché tutti quelli che usavano questa macchina dovevano o pagare Galileo o non usarla. Questo è un curioso fenomeno, insomma, che c'è anche oggi. Il gioco dei brevetti è un gioco a doppio taglio, diciamo, retrivo e innovativo allo stesso tempo. Non so se anche tu pensi questa cosa, io credo che sia effettivamente un vero problema. Oggi però appunto le innovazioni, lui ha scritto un bellissimo articolo che mi ha permesso di conoscerlo 39 anni fa, sul nero. Oggi la Fiat, la Ferrari ha brevettato il rosso, non si può usare il rosso delle automobili Ferrari. È una cosa assurda, ma questo vale per tutto il mondo. Invece il nero veneziano era una cosa da difendere perché permetteva lo sviluppo industriale di Venezia, ma perché era un nero speciale e bellissimo, ma allo stesso tempo era limitato al dominio, diciamo, non poteva uscire dal dominio. Ho detto tutto questo per dire che
di fatto i brevetti non sono che l'inizio di molte ricerche di Berveglieri, cioè se uno prende un tema, come ha preso un nostro comune amico, cioè Carlo Poni, che ha studiato i settifici, in particolare i filatoi, segue la funzione, diciamo, di queste specializzazioni, di queste invenzioni. Nell'insieme l'elenco dei brevetti ci dice abbastanza poco, dobbiamo poi scorporarle e Berveglieri ha scritto molti articoli e forse anche libri, almeno uno o due come libri, che riguardano un settore specifico, e questo ci spiega molte cose che invece l'insieme dei brevetti non ci dicono. Per esempio non ci dicono cosa è successo nella decadenza progressiva di Venezia, perché Venezia ha avuto una crisi economica grave nel corso del Seicento, ma che è continuata anche nel Settecento. Si è chiusa, Venezia non ha resistito alla scoperta dell'America, diciamo, o al commercio atlantico e pacifico, e quindi pian piano ha cercato di specializzarsi in alcune cose, ma in poche aveva un vero monopolio. Il vetro, per esempio, che è stato un luogo di grandi battaglie per conservare tutti i segreti della vetreria, ma in molti altri casi Venezia si è pian piano rinchiusa nel lusso, come sta facendo l'Italia in questo periodo, cioè dice adesso che non possiamo più vendere vestiti di lusso ai russi siamo rovinati. Era un po' la stessa cosa, una specie di chiusura, di incapacità di rinnovamento. Allora vorrei dire solo più altre due cose. La prima è che la decadenza veneziana non è una decadenza del dominio, ma ha prodotto due shock importanti e due modificazioni importanti. Una è che pian piano la grande produzione passa dalla città, capoluogo diciamo, alla terraferma, e portata in terraferma c'è una violenta e silenziosa distruzione di alcune istituzioni che erano state importanti, una grande crisi del sistema delle corporazioni, e una grande utilizzazione di manodopera in fabbrica e fuori fabbrica. La creazione pian piano di un sistema di fabbrica, nel tessile essenzialmente, ma anche una grande utilizzazione della manodopera contadina, del lavoro domestico, diciamo, della produzione fuori fabbrica, senza fabbrica. Le fabbriche servivano specialmente a sbobinare i bachi da seta, diciamo. Richiedevano la fabbrica perché era un problema complicato di riscaldamento dell'acqua, di controllo, eccetera. Era un lavoro ampiamente femminile e infantile. Invece tessere è una cosa su cui Venezia era piuttosto indietro. Venezia si era specializzata, come tutto il nord Italia, a vendere filato, a produrre filato e a venderlo all'estero, a venderlo a Lione per esempio. C'era un grande commercio di filato, non di tessuto, salvo tessuti strabilianti che vediamo nei musei eccetera, ma che non ci devono fare credere che fosse una grande astuzia veneziana. Era un tentativo di difendersi, di rinchiudersi, ma il meccanismo fondamentale era un grande lavoro nel tessile. Venezia è in ritardo sul cotonificio, per esempio, e anche il suo lanificio, che era stato importante nel 500-600, decade abbastanza rapidamente, diventa piuttosto arretrata in qualche modo e delusa. Voglio finire dicendo solo questo: c'è una cosa che ci insegna molte cose oggi. C'è un grande storico che si chiama Giovanni Arrighi, purtroppo morto, lavorava negli Stati Uniti e aveva scritto un libro fondamentale che si chiama Il secolo lungo,
è edito anche in italiano, ma insomma era un libro che diceva questo: tutte queste paesi che partono dalla produzione di manufatti, ma che pian piano si finanziarizzano, vedono che fanno più soldi con i giochi finanziari, eccetera, decadono e passano ad altri che lavorano per manufatti, che però poi dopo un po' decadono e passano a un altro e così via. Allora Arrighi dice: Genova, Venezia, Firenze decadono perché si mettono a giocare con i soldi, con le finanze, e poi dopo aver abbandonato pian piano la produzione di manufatti, e quindi vengono sostituiti dall'Olanda, che fa la stessa operazione, e dopo l'Olanda viene sostituita dall'Inghilterra, che fa la stessa operazione. L'Inghilterra dopo un po' è sostituita dagli Stati Uniti, che sta facendo la stessa operazione, e così succederà forse della Cina. Questa è un po' la tesi di Arrighi. È un libro che io ricordo sempre perché è un libro veramente intelligente. In Italia è uscito dal Saggiatore. Questo mi pare che ci dica molte cose su Venezia. Anche Venezia aveva delle grandi ricchezze ancora nel Settecento, ma pian piano c'è un gioco di sostituzione della produzione. Quando lavoravo all'archivio di Torino avevo trovato due fratelli. Uno aveva un settificio, una filanda, e l'altro invece faceva l'usuraio, prestava soldi a tutti, eccetera, eccetera. Quello che prestava soldi, giocava con le finanze, eccetera, è diventato ricchissimo, e l'altro è fallito. Era un po' una storia familiare che ripete i meccanismi dello sviluppo dell'economia moderna in qualche modo. Allora, detto questo, avrei tante altre cose da dire, ma siccome in molti devono parlare, mi contento di questo, però alcune domande le ho fatte. Grazie al professor Levi per queste osservazioni puntuali, anche sulle precisazioni riguardo al termine e al concetto di brevetto, e grazie per aver anche chiarito questi aspetti duplici che il termine stesso e il concetto rinvia. Il mio compito è quello di introdurre e di presentare un po' nei suoi aspetti generali il volume, che è un volume di storia non solo veneziana e non solo italiana, e che consente da una parte di seguire l'evoluzione dell'ingegno umano per quanto riguarda il territorio veneziano e della dominante nel campo scientifico e tecnologico. Ricordo che le ideazioni che vengono proposte poi appunto non sono tutte innovazioni, dovrebbero corrispondere ai requisiti di utilità e di utilizzazione pratica immediata. È un po' il focus che interessa Venezia. E dall'altra questo volume consente di mettere anche a fuoco l'iter burocratico predisposto dagli organi di governo per definire le varie procedure. Questo ha come obiettivo di trasformare in bene pubblico quelle conoscenze, cioè di acquisire al governo quelle conoscenze tecniche e scientifiche che sarebbero rimaste altrimenti appannaggio dei privati, e al contempo cercare di assicurare agli inventori una tutela giuridica che limita per l'appunto gli effetti all'inventore e incentivi interessanti, tali da attirarli nella sfera di interesse veneziana. Qualche dato che riassume l'insieme di questo volume. Intanto gli ambiti di ricerca si sono concentrati sull'Archivio di Stato di Venezia, ma anche sono stati estesi alle 3 grandi biblioteche della città, Marciana, Correr e Querini.
a partire da questa data, il 1474, quando il Senato approva il testo della legge che rappresenta lo spartiacque tra una fase ancora fluttuante di incertezza, sperimentazione e l'assunzione ufficiale di una regola, di una norma universale, caratterizzata da principi determinati. Ricordiamo, e ricorda l'autore, che iniziative in materia non erano comunque nuove, già vengono registrate all'inizio del Trecento e si prolungano anche al secolo successivo. E le fonti attestano appunto l'attenzione da parte delle autorità di governo che però in ordine sparso si interessano alle innovazioni proposte nei campi più disparati. In particolare, parliamo del secolo XIV e XV, in materia di tutela della laguna, di salute pubblica e di privative protoindustriali. Sono anni pionieristici in cui collochiamo ad esempio la costruzione di folli per panni, di mulini sine aqua ad macinandum frumentum, fino ad arrivare alla famosa stampa, la proposta di stampa a caratteri mobili, 1469, brevetto richiesto pro arte introducenda dal tipografo Giovanni da Spira e a lui concesso soltanto per 5 anni, mentre poi la normativa cambierà anche in questa direzione. Ricordiamo il Marin Sanudo che, osservatore attento, scriverà alcuni decenni più tardi: a di 18 settembre fos comensà a Venezia a stampar libri. Inventor uno maestro, Zuane de Spira tedesco, et stampò le epistole di Tullio, stiamo parlando delle epistole ad familiares, et Plinio, è la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, cui va aggiunto il De Civitate Dei di Sant'Agostino, la cui edizione venne iniziata da Giovanni, conclusa però alla morte di lui nel 1470 dal fratello Vindelino. Sono anni, dunque, in cui la concessione di questo privilegio in relazione ad un qualunque ingenium, edificium, laborarium, risulta seguire la procedura per grazia che viene di volta in volta concessa dal Maggior Consiglio, dal Senato o dal Collegio. Le iniziative comunque devono risultare finalizzate a produrre beni e servizi e qualificarsi come nuova invenzione, nuova importazione, e in questo modo ci colleghiamo al tema anche trattato da Giovanni Levi, oppure scoperta, come nel caso di cave o miniere. Arriviamo alla seconda metà del secolo, al 1474. In questo anno la trattazione della materia, brevetti o patenti, viene ricondotta e fatta confluire in un unico organo di governo, il Senato, il che consente alla ricerca di attingere ad un panorama di fonti che è organizzato e sistematico. È una via maestra quella che si offre alla ricerca e alle indagini, perché apre alla grande serie a registro delle deliberazioni del Senato in ordine cronologico progressivo in relazione al governo dello Stato da terra. Poi sappiamo che si differenzierà nel governo dello Stato da mar e in vari altri rivoli. In parallelo la serie delle filze, dove alla decisione fa capo tutta la documentazione pertinente, cioè l'antefatto, la supplica da parte dell'inventore, le scritture dei periti, i pareri delle magistrature che vengono chiamate ad intervenire e a dare appunto la loro opinione, le relazioni anche dei rettori o dei capitani dei territori interessati. Si costituisce insomma in filza quel dossier che consentirà al Senato di farsi un'opinione fondata e quindi di deliberare per il sì o per il no. Anche dunque nell'occasione di questa ricerca si conferma la specificità del caso veneziano, che è ricordata dai moltissimi studiosi che ho avuto modo di conoscere negli oltre 40 anni di lavoro in sala di studio, riassumibile nei 3 elementi distintivi, che sono: il primo,
secolare stabilità e continuità istituzionale da parte della Serenissima, strutturazione seriale della documentazione, prodotto o pervenuta agli uffici, infine la sua conservazione sostanzialmente integra fino ad oggi. Per quanto riguarda il libro e la ricerca, alcuni dati. 2130 il numero complessivo di brevetti o patenti accordati dal 1474 al 1788. Questo numero non è distribuito naturalmente in modo costante lungo il corso degli oltre 300 anni considerati, ma varia a seconda dei periodi, con un minimo di 30 brevetti che si collocano nel primo periodo, quindi il secondo cinquantennio del 400, e 2 picchi che vanno invece a posizionarsi nel cinquantennio 1551-1600, forse corrispondente alla famosa estate di San Martino dell'economia italiana di cui parla Carlo Cipolla, e che registra la concessione di 486 brevetti. Il secondo picco si colloca nell'ultimo periodo della storia della Serenissima, che in realtà corrisponde agli ultimi 40 anni, quando si raggiunge il numero più alto con 500 patenti. Per quanto riguarda la provenienza degli inventori, 818 risultano essere veneziani o sudditi veneti, 178 gli inventori italiani, cioè extradominante, 156 gli stranieri, cui vanno ad aggiungersi oltre 750 di provenienza o origine non indicata nelle fonti. Molto varia la suddivisione rispetto al settore di attività, le cui voci guida sono state opportunamente riportate in tabelle. Ricordo mulini idraulici e non, in particolare per macinare cereali o produrre filati, 362 brevetti. Macchine per lavorare i tessuti, 559 brevetti, diversificate a loro volta a seconda della materia prima. E ricollegandomi al tema del lusso di cui parlava Giovanni Levi, la tessitura della seta e oro raggiunge il valore massimo in questa statistica, stiamo parlando solo fino al 1700, e parliamo di 101 brevetti in totale. Seguono le macchine per la produzione o la lavorazione di generi alimentari, di ceramiche, di olio e sapone, macchine scavatrici e pompe idrauliche, ma ce ne parlerà Antonio Rusconi, macchine per la fusione di materiali di artiglieria che registrano un picco nel cinquantennio 1651-1700, in presumibile coincidenza con le guerre nel Peloponneso e lo sforzo bellico veneziano finalizzato alla riconquista della Morea e al controllo dell'Egeo. Siamo negli ultimi 20 anni del 600. Infine, medicamenti e ritrovati farmacologici, e qui parlerà Adriana Albini. Mantenendoci sui grandi numeri e analizzando i 2 secoli, XVI e XVII. XVI è contraddistinto dal proliferare di invenzioni per mulini idraulici e non, per pompe idrauliche e per macchine scavatrici. Ma al di là di questi settori osserviamo che restano limitate al Cinquecento le innovazioni che interessano gli strumenti musicali. Rispetto a questo ho chiesto la consulenza al responsabile della biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello, Paolo Del Colle, che mi ha precisato che tutti questi strumenti di cui viene proposta il brevetto sono effettivamente poi stati realizzati. Alcuni li troviamo anche riprodotti nei quadri del Cinquecento e del Seicento veneziano. Ricordo un arpicordo o clavicembalo, Paolo Del Colle mi dice chiamato anche clavi-organo, che grazie a, cito, vari artifici, suonando e toccando solamente i tasti, produce diversi e meravigliosi effetti. Ricordiamo che in questo momento, siamo nel 1575, a testare questo strumento sono chiamati niente po' di meno che Gioseffo o Iseppo Zarlino e 2 organisti. Parliamo del maestro di cappella, di Claudio Merulo e di Andrea Gabrieli. Sono loro che daranno il via, il là a questo strumento.
Pochi anni dopo si discute e si approva un nuovo strumento di musica nominato archilira. Anche questo verrà realizzato e utilizzato anche per la musica in Cappella San Marco, il quale si suona con tasti a uso di organo e rende quell'armonia che renderiano dei lironi suonati insieme. L'ultimo, sempre nel 1582, per quest'ultimo ancora si ricorre a Iseppo Zarlino per valutare una nuova forma di strumento di musica da fiato proposto da Santo Bassano, strumento che viene giudicato dallo Zarlino cosa molto bella, ingegnosa e riuscibile. Passando al secolo XVII, rapidamente, parleremo più di cambiamenti e di innovazioni, appunto rispetto al concetto di brevetto per nuova invenzione o nuova importazione o scoperta, diciamo che ci spostiamo più sul campo dei cambiamenti che intervengono anche a mutare il paesaggio e la produzione. L'aumentato fabbisogno alimentare delle città spinge verso una più estesa messa a coltura dei terreni, anche di quelle terre, cito, umide, paludose ed inutili a produrre frutto d'alcuna sorte, e innesca l'interesse da parte dei proprietari a richiedere l'autorizzazione alla loro bonifica e all'introduzione della coltivazione del riso. È interessato soprattutto il territorio veronese, quello che, ho verificato i vari luoghi citati, corrisponde ancora oggi alla produzione del vialone nano. Rispondono nel merito, sono chiamati a dare la loro valutazione i provveditori sopra i beni inculti, che sono stati creati da pochi anni, da pochi decenni, con lo scopo di presiedere alla regolazione idrografica della terraferma, probabilmente ne parlerà anche Antonio Rusconi, mediante operazioni di irrigazione, di messa a coltura e di prosciugamento delle campagne paludose, i famosi appunto beni inculti, in modo da assicurare alla dominante un'adeguata scorta di cereali. Affiancano i provveditori due tecnici che sono periti, cartografi, che troviamo in azione quando vengono inviati in sopralluogo nelle aree interessate per prendere visione dei terreni che vengono descritti nella supplica dal proprietario e per riprodurli su mappa. Di questa loro preziosissima attività resta testimonianza nell'archivio dei provveditori, ricco di migliaia di disegni. È sulla base dunque della loro relazione, della riproduzione cartografica, che si esprimeranno i provveditori, e tutto questo dossier arriva al Senato e consente al Senato a sua volta di farsi un'idea in modo più puntuale e di varare e di accettare o meno il brevetto. Ricordiamo tra i nomi anche personaggi illustri che appartengono alla nobiltà della terraferma, sempre per ricordare come appunto nel secolo successivo l'interesse si sposta soprattutto da Venezia alla terraferma. Uno è Giulio Barbarana, ricordiamo Villa Barbarana edificata da Palladio. È un nobile vicentino e la sua famiglia verrà aggregata al patriziato veneziano ai tempi della guerra di Candia. Lamenta il fatto che le sue terre poste a Villaga sono assolutamente sterili e chiede quindi di poter introdurre la coltivazione del riso. Altri luoghi interessati, descritti come prativi, inutili e cattivi, sono a Nogarole, in Villa Bartolomea nel Basso Veronese, a Zevio, in Isola della Scala, a Sumaga, anche nel territorio di Portogruaro. Un altro nome che torna significativo è addirittura l'arcivescovo di Zara, Ottaviano Garzadori, dell'omonima famiglia comitale, proprietario di appezzamenti a Cavazzale nel Vicentino. Riassumendo, questi cambiamenti sono concessi a 17 proprietari, sono 17 le risaie che vengono impiantate nell'arco di nemmeno 40 anni e per lo più nel territorio delle valli veronesi, dove dunque questa produzione continuerà evidentemente nel solco di una tradizione secolare. Vorrei ricordare ancora, temi sono molti, ma per uno la introduzione della bevanda del caffè
per la cui lavorazione si chiede appunto il brevetto e che viene valutata dai provveditori alla sanità chiamati a fornire la loro expertise come giovevole alla comune salute, e su questo sentiremo anche cosa ne pensa Adriana Albini oggi. Un altro apax è l'introduzione della lavorazione della pasta ad uso di Puglia. Siamo nel 1684. Infine, istanze di carattere didattico-culturale, a cominciare dai metodi di apprendimento che attraversano i 2 secoli e in merito ai quali ascolteremo poi le osservazioni di un esperto, di Piero Lucchi. Ricordiamo almeno i nomi. Siamo nel 500. Prospero Cardo, napoletano, maestro di scuola d'abbaco et scrivere, che propone un nuovo modo et via, facili da insegnare a cada uno il leggere et scrivere ogni sorta di lettera. Dopo di lui Bartolomeo dell'Anguillara, che vanta il merito di saper insegnare a chiunque a leggere ogni sorte di lettere, sì volgari come latine, e anche a far di conto, e tutto questo nel termine straordinario di 1 mese. Alcuni decenni più tardi, un veneziano, Raffaello Monanni, che pratica l'insegnamento da oltre 30 anni, chiede gli sia riconosciuta la privativa di un metodo che consente di apprendere o il carattere cancelleresco o qualsivoglia altro, in tempo molto breve, non mai da altri a Venezia né altrove insegnato. Continuiamo in questo settore con la produzione di libri in lingua estera o con l'invenzione di particolari caratteri di stampa. Nel 1540 Domenico Manzoni dall'Abbaco di Oderzo sottopone al vaglio del Senato la sua nuova lettera mercadantesca, una forma di scrittura corsiva che in archivio conosciamo bene in tutta Europa, che si è sviluppata per l'appunto in ambito mercantesco a partire dal secolo XIV, intagliata in ferro e teggettata in stagno. Gli ultimi si collocano nel Seicento. Marco Ginammi, libraio e stampatore all'insegna della Speranza, propone di stampare in caratteri illirici e di produrre libri in simil carattere in detto idioma, e dice di aver appreso questo metodo da un frate francescano bosniaco, il quale, con sue industrie e fatiche, ha fabbricato le madri del carattere illirico. Più ampia ancora la proposta di Angelo Boniselli, ateniese, che propone al Senato di pubblicare al mondo variati libri di insigni luminari in idiomi vari, in arabo, armeno e molti anche di Atene, come Aristotele et suoi interpreti. Qui sono chiamati in gioco ovviamente i riformatori allo studio di Padova, che si esprimono a favore perché sottolineano che stampe di tal natura riuscirebbe di onore alla città e di accrescimento al negozio. Alla morte del Boniselli, ricordo, la sua attività viene rilevata da Giambattista Bonis, che chiede anche il permesso di stampare libri in lingua armena e di poter mettere in piedi una stamperia dello stesso idioma in Venezia. Il privilegio viene accordato anche questo con motivazioni puntuali. È molto utile la produzione di libri in greco e armeno ed è anche molto difficile trovare personale abile a mettere insieme le composizioni dei caratteri, quindi è un'attività che va ampiamente sostenuta. A latere e a margine di questa attività si sviluppano anche molte cantiere, ma procediamo. Vorrei concludere con qualche elemento. Le 3 signore inventrici, ce n'è 3 in queste migliaia di signori uomini. Una è Polissena Vincenti, siamo nel 1556, vedova e veneziana, che chiede di essere autorizzata a produrre, secondo una sua esclusiva invenzione, stoffe di seta leggera di tutte le sorte, come si fanno nelle parti del Levante. Qualche anno più tardi sono 4 sorelle veneziane che insieme ai 2 fratelli, tutti cognominati Grandi, propongono un edificio subacqueo che consente a più uomini di stare sott'acqua, senza essere rinchiusi in cosa alcuna.
Si esprimono i provveditori all'Arsenale e i savi alle acque. Incuriositissimi approvano questo nuovo edificio. L'ultima è Laura Lumaga, anch'essa veneziana. Invoca l'autorità del Senato per poter proseguire l'attività già impiantata dal figlio, inventore dell'arte di stoccar veli, cioè di conservare distesi e inanimati e inamidati i tessuti di seta cruda. Arriviamo a un brevetto green, questo lasciatemelo ricordare, formulato da tale Ranieri negli anni tra il 52 e il 55 per conservare et moltiplicar le api nello Stato. I documenti non esplicitano, non spiega l'inventore qual è il metodo ideato, ma l'estensione del privilegio 3 anni dopo ai territori dell'Istria e della terraferma, su valutazione dei deputati alla provvisione del denaro pubblico, che sono molto interessati alla questione del dazio, fa pensare che il metodo proposto abbia prodotto un esito felice. I nomi importanti sono presenti e emergono da queste carte. Di Galileo ha già parlato Giovanni Levi, ne parlerà ancora Antonio Rusconi. Ricordiamo altri matematici come Niccolò Tartaglia o nomi famosissimi di cartografi come Giacomo Castaldi, al quale il Consiglio del 10 chiede nel 1549 di realizzare su tela una grande carta dell'Africa per decorare la Sala dello Scudo a Palazzo Ducale. O Vincenzo Coronelli, che è francescano all'archivio di Stato, nel convento francescano dei Frari, autore dei globi, moltissimi realizzati per Luigi XIV e conservati ancora oggi alla Bibliothèque Nationale. È un privilegio per stampare l'Atlante Veneto. O nomi noti nel mondo dell'arte come Marco Boschini. Gli ultimi che vorrei ricordare sono architetti, ingegneri e proti, in particolare Pietro di Guberni, proto al magistrato alle acque, il quale propone un modello del ponte di Rialto, e qui concludo sorridendo. Il modello viene ovviamente sottoposto all'attenzione dei nomi più importanti e sentiamo cosa ne dice il Sansovino, il qual modello è bellissima opera e degna di essere grandemente lodata. Ma avendo molto ben considerato detta opera, dico per mia coscienza che detto ponte io non lo tengo sicuro secondo il mio giudizio. Prima bocciatura. Seconda, ancora più pesante, Michele Sammicheli. Quanto sia per la comodità, dico che a me pare che gli debba essere incomodo ed difficile al montare, per quanto ho potuto comprendere in detto modello, e anche all'occhio disparerà per essere troppo alto. Mi piacerebbe intervistare questi signori rispetto al ponte di Calatrava, ma con architetti e proti cediamo la parola ad Antonio Rusconi, che è l'esperto in materia. Grazie. Voi siete, tu sei autorizzato, dopo ritorniamo semmai per le domande. Finché c'è il cambio della guardia, vorrei ricordare di Antonio Rusconi il ruolo molto importante che ha svolto a Venezia e non solo. Come ingegnere idraulico ha ricoperto vari incarichi: direttore dell'ufficio idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia, segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, membro del Comitato Nazionale Grandi Dighe e del Consiglio Superiore Lavori Pubblici. Ancora oggi fa parte della Commissione di Salvaguardia di Venezia. A te. Sì. Grazie Alessandra e buonasera a tutti. Perché un ingegnere a questa presentazione? Io credo perché io sono stato ingegnere del magistrato alle acque per molti anni. Anzi, usando una dizione ricordata dal libro del professor Berveglieri, io sono stato un ingegnere pubblico del magistrato alle acque, che non vuol dire solo ingegnere idraulico.
È sempre stato grande l'interesse del magistrato alle acque, quello ultimo, quello del secolo scorso, quello che poi è stato chiuso qualche anno fa. È sempre stato grande l'interesse per la storia idraulica della laguna, tant'è che durante il Novecento il magistrato alle acque e il suo ufficio idrografico hanno ripubblicato molti testi chiamandoli la collana degli antichi scrittori di idraulica veneta, diversi volumi, e io negli anni 90 li ho ripubblicati e ristampati, Cornaro, Sabadino, i periti, c'è tutta una biblioteca. Perché? Perché il magistrato alle acque ricostituito nel Novecento si era reso conto che dell'importanza degli interventi idraulici, del governo idraulico delle acque della laguna soprattutto, ma non solo. Il famoso editto di Ignazio, no? che la città dei Veneti è circondata dalle acque e fondata nelle acque come se fossero come le mura della patria. Allora, alcuni aspetti contestuali dei secoli considerati dal poderoso lavoro del professor Berveglieri, quindi 400, 500, 600 e 700. Bene, fra il 400 e il 500 in laguna accade qualcosa di, io la definisco veramente preoccupante. Non c'è solo l'interimento causato dal trasporto delle sabbie e dei fiumi, ma un vero e proprio prosciugamento delle acque, causato da una regressione marina. Stiamo parlando di un tema poco noto anche oggi, sono le micro-oscillazioni eustatiche. Addirittura poi in passato questo fenomeno non era conosciuto. Era venuta a crearsi proprio un'emergenza per la laguna, tant'è che la Serenissima organizza con l'apparato statale una struttura per la salvaguardia delle sue acque. 1505 il magistrato alle acque, quello classico, quello storico. Ma non solo, perché la laguna andava definita, andava cioè chiarito quale era l'ambito all'interno del quale dovevano valere certe regole, soprattutto all'interno della quale ambito andava fermata la aggressione della terraferma e della bonifica, no? Ma non voglio entrare in questo discorso che è importantissimo. E quindi la decisione della delimitazione della laguna, la famosa conterminazione lagunare decisa nel 1611, ma per definirla, picchettarla, ci è voluto più di un secolo, cioè nel 1792 si è concluso questa operazione. Ancora oggi la laguna ha la sua conterminazione che è cambiata diverse volte, all'interno della quale sono in vigore le leggi speciali di tutela della laguna. E naturalmente perché più di un secolo? Perché tracciare questa linea era frutto di importantissimi dibattiti fra chi voleva che la linea andasse più in là, chi voleva che la linea venisse più in qua, no? Allora come oggi. Sono i secoli delle grandiose opere idrauliche realizzate da migliaia di badilanti per le deviazioni fluviali, Brenta, Piave, Taglio di Portoviro, ricordato ampiamente nel testo del professor Berveglieri. Il problema del Sile, oggi non ancora risolto, oggi nel 2022 non ancora risolto, e le difese a mare, le palade, prima pali e fascinate, poi gradualmente l'ingresso della pietra fino ai murazzi del Settecento e oggi ancora in funzione.
Però ecco, questo è importante rilevare. Già alla fine del 600 c'è un'inversione di tendenza che dura fino ai nostri giorni, oggi, che è una trasgressione marina. Quindi prima nel 400 una regressione marina, si abbassava, si prosciugava tutto. A partire dalla fine del 600 invece un'aggressione marina. La laguna ha cominciato a presentare erosione. Per motivi, come ho detto prima, naturali, ma anche per gli interventi forti, antropici, a cominciare dalle dighe dei francesi, eccetera, eccetera, eccetera. E oggi il problema è quello, il problema è dell'erosione della laguna, della crisi della morfologia della laguna che si sta trasformando in un catino. Allora, seguendo la classificazione del professor Berveglieri dei brevetti suddivisi per settore tecnologico, e la dottoressa Schiavon ci ha un po' inquadrato il tema, io ne ho, analizzati circa 300 riguardanti l'ambito dell'idraulica territoriale e lagunare. Molte delle invenzioni, alcune sono state anche ricordate, hanno molteplici finalità. Una classificazione di dettaglio dei 300 privilegi idraulici ha portato alla identificazione di numerosi ambiti tematici in uso degli ingegneri idraulici: pianificazione del bacino lagunare, dragaggi, bonifiche della terraferma, navigazione fluviale, irrigazione, energia idraulica, eccetera. Dopo vediamo. Molti brevetti e invenzioni sono di interesse e utilità negli anni e nel periodo della loro attuazione. Altri sono arrivati fino a noi, continuando a mostrare la loro efficacia e funzionalità fino ai giorni nostri, per esempio le deviazioni fluviali, le difese a mare, le botti a sifone sotto il Novissimo, sotto il Muson dei Sassi, a Castelfranco, le chiuse, la normativa, per esempio, la normativa di tutela della laguna, che oggi è vigente, c'ha molti articoli. La legge vigente del 1963 c'ha 15 articoli che sono di diretta provenienza della legislazione della Serenissima. Ecco quindi l'importanza di questa continuità. Questo è come dire, il numero la classificazione delle patenti, diciamo, del mondo idraulico, circa 300 come vedete, dai dragaggi dei canali, i cavafango, la bonifica idraulica della terraferma, l'irrigazione, sono i brevetti più numerosi, come vedete, ma anche tematiche di carattere più generale, come la pianificazione del bacino della laguna e della sua terraferma, la navigazione fluviale, la fluidazione dei legnami, molto importante, l'approvvigionamento idrico della città di Venezia, e poi tutti gli altri. Io ne ho fatto una classifica di 16 categorie, come vedete. La perforazione dei pozzi, per esempio. Vediamo alcuni di questi brevetti, almeno dei temi più rilevanti dal mio punto di vista. La pianificazione del bacino della laguna e della sua terraferma è un tema di rilevante importanza, perché non comprende solo l'attività di dragaggio dei canali e di alcune parti della laguna. Affronta la tematica della sua conservazione complessiva da tutti i rischi: apporti di sedimenti fluviali,
difesa dei lidi, navigabilità dei porti, eccetera. Allora io qui ne ho ricordati 3, ma così, giugno del 1603, il progetto di Vincenzo Scamozzi, veneziano, è composto di numerose proposte: rimuovere le alterazioni di questo capo di mare Adriatico, assicurare i lidi, dragare i porti, ridurre a miglior stato la laguna e i canali di Venezia, mantenerla più lungamente dagli interrimenti, pulire gli alvei dei fiumi rendendoli navigabili ed eventualmente deviandone una parte. Un altro, gennaio del 608, il Senato approva il progetto di Andrea Acquarol, veneziano, facile, sicuro e senza spesa, con cui gli interrimenti e le secche della laguna non sarebbero cresciuti come facevano sia in laguna sia nei grandi canali, in particolare il canale della Giudecca. In passato profondissimo, ma ora le secche si alzavano e si alzavano sempre più. Idem per le secche di Santa Marta, San Zaccaria e la Dogana. Figurarsi oggi il canale della Giudecca se è in secca, no? Ci passavano fino a ieri le grandi navi. Vediamo un terzo brevetto importante, così, di carattere generale. Marzo 1681, il Senato concede il brevetto a Gioacchino d'Alvise, considerata la continua e rilevante spesa per sostituire ogni 5 anni i pali delle palade del Lido, che marciscono infradicendosi nelle acque, scrive di aver scoperto un metodo sicuro per proteggere i pali intatti e illesi nelle acque per almeno 20-25 anni. Considerata la quantità di pali impiegati da Brondolo fino al porto di San Nicolò e sopra i lidi di Sant'Erasmo e Caorle, il risparmio sarà notevole, 1,5 ducati per palo. Ma veniamo al settore forse più, come dire, numeroso e più indagato, e è stato oggetto anche di un libro del professor Berveglieri di 20 anni fa, Le vie di Venezia. Parliamo delle macchine cavafango. I progetti di queste macchine di ogni forma e dimensioni che ottennero il brevetto furono moltissimi. Diversi si dimostrarono utili e ebbero reale applicazione, mentre altri restarono tentativi non riusciti. Questo filone coinvolse una folta schiera di tecnici di idraulica che affrontarono il tema di contrastare l'interrimento dei rii, garantendone la viabilità e la libera circolazione delle maree. Gli interventi venivano compiuti con sorprendente velocità. A partire dalla fine del 600 c'è una diminuzione dei brevetti delle macchine cavafango e dei progetti di bonifica. Mia riflessione, forse questa era già una conseguenza di quell'inversione di tendenza delle variazioni eustatiche di cui parlavo all'inizio? Allora, nel XV e XVI secolo le tecniche veneziane erano riconosciute a livello europeo. Dal 1600 si nota una diminuzione dei brevetti dei mulini, delle macchine scavatrici e dei progetti di bonifica. Venezia ritenne necessario ricorrere alla professionalità olandese, soprattutto per risolvere i problemi di scavo e di sgombero della laguna. Queste sono considerazioni che sono nei capitoli iniziali del libro del professor Berveglieri, che sono 7 capitoli molto importanti. Furono sempre più numerosi gli olandesi che affluivano a Venezia per diffondervi provvedimenti che erano già stati sperimentati con successo nella loro patria. I dossier sono poveri di illustrazioni per la prudenza degli inventori che erano attenti a non esporre troppo dettagliatamente e chiaramente i propri ritrovati per non vederseli rubare da altri. Di qui la mancanza di adeguata documentazione. Grande problema dei secoli considerati nel libro era lo smaltimento dei fanghi. Guarda caso,
è un enorme problema anche ai giorni nostri, come è noto. Allora, nel dicembre del 1557 il Senato concede ad Arcangelo Romitan il brevetto di far o usare un tipo di burchielle da lui ideate per portar via il fango e i rovinassi in maggior quantità e senza pericolo di affondare nelle località di Mazzorbo, Cavallino e Sacagnana. Allora il tema dello smaltimento dei fanghi si ripropone ai nostri giorni dopo 5 secoli in modo drammatico. Oggi la laguna ha bisogno di sedimenti, ma non li può utilizzare perché sono inquinati e contaminati. Addirittura oggi c'è la proposta della reimmissione del Brenta in laguna, provvedimento inserito nel nuovo piano di bacino approvato 2 mesi fa dall'autorità di bacino, che prevede la realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, che fra i suoi compiti c'è quello anche di buttare in laguna una parte delle piene di Brenta e Bacchiglione e quindi una parte delle sabbie che adesso invece se ne vanno a mare. Quindi il problema dopo secoli si ripropone, no? Il 20 giugno 1620 il Senato autorizza Antonio Grassino, francese, a costruire una nuova macchina scavatrice per dragare canali grandi e piccoli con molta prestezza e facilità, così da asportare 160 burchielle al giorno contro le 10-12 degli altri, fino alla profondità di 12 piedi, poco più di 4 metri. Vediamo l'arrivo degli olandesi. Come dicevo, gennaio 1670 l'olandese Gerardo Reigenberg dichiara di essere in grado di risolvere gli immanenti mali che colpiscono la Repubblica a causa di consistenti secche, paludi, barene e atterrazioni in laguna per mezzo di un singolare edificio. Presenta un modello di macchina simile a quella che inventò in Olanda negli anni passati. Quindi fa una dettagliata descrizione della draga, ma la pratica finisce male. Il Senato non concede il brevetto. Anzi, l'olandese, dopo 5 anni, viene condannato in contumacia per insolvenza dei suoi obblighi. E veniamo a un personaggio molto importante, Cornelio Jansson Meyer, credo si pronunci Jansson. Meyer. Arriva a Venezia nel 1675, prima di andare a Roma fa tappa qui, perché Venezia gli ricorda Amsterdam. Il problema vitale della viabilità dei canali veneziani gli suggerisce l'idea di proporre al Senato alcuni suoi progetti per il loro drenaggio, chiedendone il privilegio. Si tratta principalmente di macchine cavafango e pompe antincendio. Inoltre chiede l'attribuzione del titolo di ingegnere. Consegna una stampa, eccola lì, si vede, con i disegni di tutte le macchine proposte che vengono valutate dal magistrato alle acque. Che macchine sono? Sono nella figura. Sono una ventina di disegni, fra cui un bacino di carenaggio galleggiante, una macchina scavatrice a cucchiaia, anch'essa galleggiante, per l'escavo dei canali della laguna. I modelli di legno sono andati perduti. Probabilmente, scrive l'autore, a seguito della confusione che quando è caduta la Repubblica i giacobini hanno assalito il palazzo ducale e ne hanno combinate di tutti i colori, forse hanno dato fuoco anche a certe parti del palazzo ducale. O portati via, sì. Ecco alcuni disegni veloci. Questa è la draga a cucchiaia, particolare. Questa è la draga a catena, sempre particolare. E questo è il particolare di un bacino di carenaggio, sempre del Meyer. Il tecnico fornisce alcuni suggerimenti sul modo di costruire gli argini, da formarli con fango asciutto, tesserli e vinchiarli con alghe e paglia, come si fa in Olanda, infilando poi dei pali per fermare e consolidare la leggerezza dei materiali degli argini
e aggiungere anche alcune pietre per consolidarli in superficie, in modo che così resistono con forza più valida all'impeto furioso delle maree. La scarpata prospiciente il mare o il fiume aveva bisogno di una protezione speciale. Questa era costituita da fasci di alghe e paglia accumulati a gradini a ridosso del fronte dell'arginatura esposta all'acqua, fino alla sommità e sopra di essa. Le alghe erano compresse dal loro stesso peso e il calore, pensate, il calore della loro decomposizione avrebbe trasformato gradualmente il tutto in una massa solida e compatta. Notevole. Vabbè, il 30 marzo 1675, per le proposte macchine scavatrici, il Senato delibera al Meyer il rilascio della patente e gli accorda inoltre il titolo di ingegnere, ma l'olandese era già andato a Roma. Questa è un'altra figura, è il bovolo del Granata, cosiddetto. Ferdinando Giuseppe Granata nel maggio 1677 presenta, era ingegnere anche lui, presenta una supplica per un nuovo progetto per lo scavo dei canali della città. Allega il modello e dettagliato disegno. Può essere costruito della grandezza desiderata per adattarlo ai siti e ai luoghi bisognosi di essere scavati. È assicurato lo scavo regolare senza buchi o isolette. Potrà lavorare in qualunque tempo e luogo, tanto in profondità che in larghezza. Bene, andiamo verso la conclusione della mia presentazione. Vediamo un altro paio di temi molto, molto interessanti. Per esempio la fluidazione dei legnami. Attività fondamentale degli zattieri lungo il Piave, per esempio da Perarolo a Cadore, da Perarolo di Cadore con il Cidolo fino a Venezia alle Zattere. Vi ricordo il romanzo di Vassalli, bellissimo, Marco e Mattio, su questo argomento, e vi ricordo la stua che c'è in Comelico, che esiste ancora, una diga per fare le cacciate d'acqua in maniera da mandare i tronchi fino giù a Perarolo, dove c'era il porto d'imbarco, dove costruivano la zattera che arrivava fin qua a Venezia. Nel giugno 1549 Francesco e Alessandro Lazzari espongono un progetto per condurre dalla patria del Friuli, dal Cellina, a partire da Monreale su Livenza, il Cellina è un affluente del Livenza, fino a Venezia, legname da fuoco per fornaci. Il Senato concede il privilegio per 25 anni. Febbraio 1552 Pietro Manuali chiede il privilegio per 30 anni per avere trovato un modo nuovo e comodo per la fluidazione dei legnami da costruzione attraverso il Cismon e il Brenta fino a Venezia e altri luoghi. Il Senato concede per 25 anni. E altro tema che così mi piace trattare velocemente è l'approvvigionamento idrico potabile di Venezia. Fino al Cinquecento l'acqua per gli usi civili potabili proveniva esclusivamente dai pozzi dei campi veneziani, sono delle cisterne alimentati dalla pioggia. E dal Cinquecento in poi l'aumento della popolazione fino a 130.000 abitanti ha richiesto l'integrazione della pioggia, che non bastava più per riempire queste cisterne, alimentati quindi solo con acque piovane, e si rese necessario integrarne la capacità con le acque dolci della terraferma. La Serenissima affrontò il problema di regolare l'apporto di acqua dolce in città. In che maniera? Dopo la prima deviazione del Brenta del 1457, nel 1504 iniziò la realizzazione della Seriola. La Seriola è un canale di derivazione per prelevare acqua dal Brenta e portarla al limite della laguna
a Lizza Fusina, ai Moranzani. Verrà ultimata nel 1621. E nel Cinquecento la Serenissima però si interessò anche a congegni per alzare le acque e non trascurò nemmeno di favorire le prime trivellazioni del sottosuolo, ma non c'erano gli strumenti in grado di andare così profondamente da raggiungere le quote artesiane, cioè l'acqua dolce in pressione. E le trivellazioni tiravano su acqua che non era buona, era torbida. E nel maggio 1560 il Senato delibera che sia concesso a Antonio da Ponte, quello del Ponte di Rialto, no? Un privilegio per 30 anni per aver inventato un nuovo edificio per cargar burchi e barche d'acqua a Lizza Fusina, alla condizione di non causare danno alla laguna. Questa regola c'era quasi sempre, qualsiasi privilegio era accompagnato da questa frase magica, a condizione di non creare danno alla laguna. Dopo 20 anni il Da Ponte presenterà altre invenzioni: levar acque, asciugar terre e adaquarle, cavar fanghi. Ancora un paio, sono nei tempi. Nel marzo 1561 il Senato delibera il privilegio a Michiel Basili di Curzola e compagni di adoperare per 30 anni un nuovo modo di riempire burchi, barche o altri navigli dell'acqua del Brenta con facilità e poca spesa. Nel febbraio del 64 il Senato concede a Piccolomini Fedele privilegio per l'invenzione di nuovi convegni per alzare, levare e muovere ogni sorta d'acqua. E quindi nel marzo 1591 il Senato concede il privilegio a Ghirlando Lucanio, orologiaio fiammingo, Pietro Orello e Enea Piccolomini per un loro progetto di provvedere al continuo bisogno che ha questa inclita città di Venezia di acqua del Brenta. Con questo progetto riescono ad accelerare il carico dei burchi e delle barche che portano a Venezia l'acqua del fiume. Il 13 novembre il Consiglio dei 10 autorizza la concessione del terreno pubblico di Lizza Fusina perché i supplicanti possano fabbricarvi sopra l'edificio proposto. Quindi, insomma, siamo alla fine. Io non scorro, avevo qui riportato 6-7 privilegi relativi alle opere idrauliche, alle macchine idrauliche, alla cartografia. È stato ricordato prima, il Senato concede a Mercatore, un fiammingo, un privilegio per 10 anni. E noi a scuola, al liceo scientifico, abbiamo tutti studiato le proiezioni di Mercatore, si studiano ancora oggi, molto importanti. Macchine idrauliche, anche un Antonio Rusconi, un mio lontano zio, che brevetta un nuovo tipo di mulino. In realtà era un perito del magistrato alle acque, pure lui. Nella mostra storica della laguna di Venezia, la direttrice dell'Archivio di Stato, la contessa Tiepolo, mi fece il dono di allegare una scheda di sto Antonio Rusconi che è stato mandato sul Piave a fare un sopralluogo per un problema delle piene del Piave. Galileo Galilei è stato ricordato, bonifica idraulica 1594, per l'edificio da lui inventato da alzare acque ad acquar terreni, facilissimo, di poca spesa, con, appunto, come diceva prima, con un cavallo 20 bocche d'acqua getteranno tutte continuamente. Grandi sistemazioni fluviali. Alessandro Radice, 1604, ottiene il privilegio per 30 anni per un nuovo macchinario per realizzare il nuovo alveo del Brenta. Non c'è però la figura o il modello. E chiudo con una considerazione. Allora,
Secondo me un messaggio molto importante del libro del professor Berveglieri è che la Serenissima credeva nei brevetti e nelle proposte degli inventori. Con l'attuazione delle invenzioni, successi e insuccessi del progresso della civiltà veneziana e il superamento di molti problemi tecnici e ambientali. Questo è stato poi l'esito. Ecco, per quanto riguarda la salvaguardia della laguna di Venezia, oggi lo Stato italiano dovrebbe trarre insegnamento dalla storia. Valga l'esempio delle proposte e delle idee per sollevare il suolo veneziano, presentate negli anni scorsi e anche in questi anni. Voglio ricordare le proposte che fece Miozzi, le proposte che fa tuttora il professor Gambolati, proposte che non sono mai state prese in considerazione. E il problema adesso si pone, perché con gli incrementi che ci sono dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento del livello marino, che è veramente drammatico, non sarà più sufficiente la chiusura delle bocche di porto con il cosiddetto MOSE e dovrà essere integrato da altri interventi e la richiesta dei brevetti ci sono le proposte, ma lo Stato è assente, come è assente l'istituzione dell'autorità per la laguna, istituita con una legge 1 anno e mezzo fa e che non si sa perché non viene attuata. Vi ringrazio. Ringrazio Antonio Rusconi. Non avevo dubbi non solo sulla sua capacità di analisi degli eventi della storia, ma il senso della scelta nei suoi confronti è proprio di riuscire a riportare la storia all'attualità, vissuta sulla pelle sua come tecnico e direi di tutti noi. Grazie. Chiamo ora Adriana Albini. Adriana, che è stata scelta, diciamo, per trattare quell'aspetto della ricerca di Berveglieri che è sintetizzato in un volume a parte: tutela e brevettazione in campo medico-farmaceutico nella Serenissima Repubblica. Allora, Adriana, un curriculum ampio che cerco di sintetizzare. Docente di patologia generale nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Milano Bicocca, è stata responsabile del laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi all'Istituto Multimedica di Milano, nonché direttrice scientifica del polo scientifico-tecnologico della medesima struttura. Ha lavorato come direttore di ricerca a Genova e Reggio e oggi è collaboratrice scientifica presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Concludo. Nel 2020 è stata inserita dalla BBC tra le 100 donne più influenti al mondo. Grazie. Allora, io inizio con i ringraziamenti, inizio dalla fine. E ringrazio tantissimo Alessandra Schiavon per avermi invitato a questa sfida, perché io sono ignorantissima in queste meravigliose materie e salvo fare dei brevetti io stessa, ma per il resto è stata una bella occasione di studiare. Sì. E naturalmente Roberto Berveglieri che mi ha dato l'opportunità di leggere cose meravigliose, e ringrazio anche la Presidente dell'Ateneo Veneto, il Vicepresidente e la Direttrice Archivio di Stato Stefania Piersanti e naturalmente Giovanni Levi, che abbiamo appena ascoltato e che ha diciamo anticipato alcune delle cose di cui chiacchiererò nel mio tempo. Il concetto, insomma, nel brevetto c'è il concetto di proprietà intellettuale e mi sono domandata un po' quando nasce, cioè nel fatto che noi sappiamo quando qualcosa è nostro, cioè il telefonino, questo telefonino rosa è mio, quindi se qualcuno lo ruba e comunque rimane mio, e se lo trova la polizia me lo riporta e sa che è mio, ma
Se ad esempio una cosa di altro genere, più diciamo intellettuale, è un pochino più complesso. E invece diciamo che la proprietà di opere, soprattutto letterarie, è stato un concetto riconosciuto nel copyright e tuttora se uno per esempio scrive qualcosa e lo deposita alla SIAE rimane suo, e se qualcuno lo copia è considerato un furto. E le opere diciamo di diritto d'autore quindi tutelabili sono letterarie, musicali, cinematografia, opere fotografiche e anche le traduzioni. Mio papà era un traduttore dal greco antico e le sue traduzioni tuttora alcune sono protette da copyright. E la differenza principale tra questo e diciamo il brevetto è così, intanto per scherzare, che mentre diciamo magari un dipinto può essere qualche cosa che magari ci può piacere, non ci piace, non è detto che serva, per poter brevettare qualcosa deve essere utile. Questa è naturalmente la grandissima fatica del mio mestiere, cioè non posso solo creare, dovrebbe essere qualcosa per essere brevettabile che serva, e abbiamo visto quanto era importante nella Venezia. Quindi un'invenzione per essere brevettata deve essere una soluzione nuova e originale di un problema tecnico. L'oggetto dell'invenzione quindi è un prodotto materiale, un metodo di produzione. E deve essere, come abbiamo sentito anche dal professor Levi, novità, originalità e industrialità. Quindi non tutto si può brevettare, questo non sempre lo sappiamo. Per esempio una nuova sostanza trovata in natura non può essere brevettata, troviamo un nuovo minerale, non ce ne facciamo niente a meno che non abbia un'applicazione. O una nuova proprietà di un materiale noto, cioè abbiamo un materiale che viene usato per qualcosa, può venire usato per un'altra solo se si brevetta l'applicazione, non il nuovo uso. Oppure anche per esempio un farmaco noto si deve dire per cosa serve, no? Dobbiamo brevettarlo, che ne so, per il mal di testa, per il tumore, per qualche cosa. E lo stesso le teorie, non si può brevettare la teoria, ma per esempio il semiconduttore che deriva dalla teoria, o per un calcolo, un calcolatore che impiega una matrice, oppure anche un disegno. Se uno disegna una gomma, un pneumatico, deve poi avere un'applicazione, per esempio che abbia maggiore aderenza al bagnato. E l'invenzione diciamo di questo tipo, di tipo industriale, ha vari tipi che sono sempre legati alla durata. Anche questa è una cosa che effettivamente si è vista nella venezianità. Il brevetto dura 20 anni, c'è qualcosa di un po' più semplice che è il modello di utilità, quindi parti di macchine, il disegno industriale 25 anni e poi il marchio. Il marchio è un'altra cosa, ma noi ne sentiamo parlare spesso, no? Il marchio di fabbrica, si dice il marchio di qualcosa, il marchio all'Italia, vedete che si vende a costi altissimi, ad esempio. E il brevetto è anche una carta, non è soltanto un brevetto in una cosa teorica, è un pezzo di carta, in qualche modo un attestato, una dichiarazione che permette all'inventore di sfruttare in modo esclusivo e su un'area geografica, perché non è vero che una volta Venezia, l'Italia, il mondo un po' tanto diciamo crozzo quando fa l'imitazione, ma anche adesso per esempio un brevetto può essere in Italia, in Europa o negli Stati Uniti, quindi c'è sempre la territorialità, e questo può concedere all'inventore e agli eredi l'uso, diciamo, la possibilità di sfruttare questo. C'è un'altra cosa che da distinguere, il brevetto è appunto un documento tecnico legale e tutela, quindi diffida dal copiare e permette lo sfruttamento, però c'è l'inventore e il titolare. Per esempio dei miei brevetti io sono l'inventore, quindi ho il diritto diciamo su questo, ma in realtà non ci guadagno un tubo perché non sono il titolare. Perché quando si fanno brevetti o per le università o per accademia oppure per degli sponsor ci si può mettere il bel titoletto, il diplomino di inventore, ma non è sfruttamento commerciale, quello viene fatto da altri. Quindi l'essere inventore non identifica necessariamente essere detentore dei diritti patrimoniali. Quindi un po' di storia, diciamo, di proprietà intellettuale e brevetti per arrivare alla
a questo periodo veneziano così interessante, si parlava già di plagio nel I secolo a.C. Infatti Marziale inveiva contro i poeti che gli rubavano le poesie chiamandoli plagiari, che è un termine che usiamo ancora, il plagiarismo. E anche il giurista romano Gaio dà in qualche modo un senso anche alle res incorporalis, cioè anche i beni intangibili devono essere tutelati. Teonide de Megara dichiarava di apporre un sigillo sulle sue poesie per non farle rubare, cioè in modo che chi gliele rubasse ci fosse comunque il suo nome e il suo sigillo e dicevano che erano sua opera, quindi il fatto di tenere ad avere il proprio nome legato. Tra una delle cose, diciamo, storiche dei brevetti in realtà è un piatto sono piatti di cucina. Si riteneva che i cuochi fossero così creativi che se inventavano un piatto nuovo ed eccellente potevano avere il monopolio di un anno e di poterne trarre profitto. E questo è già una protezione che permette novità, utilità e durata limitata, e doveva servire anche per incoraggiare altri cuochi a proporre dei piattini. Poi non so quale fosse esattamente la ricetta. Qui andiamo più nel campo ingegneristico. Per esempio a Firenze era stata concessa il brevetto del barcone per il trasporto dei blocchi di marmo per il Duomo, che poi non andò benissimo. Simil cosa era stata fatta per la fabbrica del Duomo, che era appunto il trasportare a UFO, significava per la fabbrica del Duomo. E brevetto per un metodo di fabbricazione del vetro colorato. Qui veniamo a diciamo, ciò che accade in Venezia, dove in veneziano, che io nonostante sia nata a Venezia non sono capace di leggervi, fa sì che praticamente nel senso dell'ingegnoso artificio c'è quello anche di intanto di registrarlo, cioè bisognava chiedere e presentarlo, che qualcun altro in laguna e in terra non lo possa usare, sia proibito, e che si possa insomma concedere, ma per licenza, con un certo numero di anni. E questa tappa è importantissima, per cui c'è il riconoscimento in cui Venezia incoraggia gli inventori, e questo appunto anche per attirare persone a venire a inventare a Venezia, e in questo modo esiste anche lo sfruttamento economico. E questo appunto è il libro su cui insomma ho letto la tutela e brevettazione del campo medico-farmaceutico, perché come avete sentito dai relatori precedenti, tra le varie invenzioni ce n'erano anche nel campo medico-farmaceutico un certo numero estremamente interessanti. La richiesta di brevetto, appunto, come ha detto anche l'Alessandra, si chiama supplica, per cui si scriveva più o meno una lettera e la domanda veniva vagliata e veniva emessa lettera patente. Notate che patente è quello che è rimasto negli Stati Uniti, perché si chiama patent, il brevetto negli Stati Uniti è rimasto tale quale, è la patente, e quindi la protezione. Una cosa che ho trovato molto interessante nel libro di Roberto è il fatto che comunque ci fosse a Venezia, ancora prima di questo trattato del 1474, un chiaro senso del possibile conflitto di interesse, cioè al medico non era permesso di, diciamo, produrre o vendere farmaci, perché si pensava che magari avrebbe prescritto qualcosa che poi vendeva al paziente, e questo era per difendere dall'inganno associazioni a delinquere, che poteva essere, diciamo, anche una minaccia, un accordo fraudolento tra i medici e gli spezieri, e il medico si attribuiva una deontologia, che comunque avrebbe fatto le cose per bene, mentre si temeva di più che ci potesse essere qualcosa di economico da parte degli spezieri. Inoltre, un'altra cosa abbastanza importante, noi abbiamo il controllo di qualità adesso nella farmaceutica. La giustizia vecchia manifestò maggiore attenzione alla qualità dei prodotti e al controllo delle importazioni, cioè si voleva stare attenti che non fossero velenosi, per esempio alcuni potevano essere abortivi. C'erano varie categorie, più di quelle che ci sono adesso, di chi poteva vendere farmaci, cioè innanzitutto avevano distinto gli spezieri da medicine, che erano
superiori rispetto, diciamo, ai droghieri, si potrebbero dire farmacisti, e poi vi erano altre categorie rispetto ai chirurghi che potevano occuparsi del settore sanitario: barbieri, cavadenti, norcini, conzaossi, che penso potrebbe essere tipo l'osteopata, ma magari non così qualificato, stueri e le levatrici. Quindi c'erano vaste categorie. Cosa curavano i veneziani? Quali malattie avevano i maggiori brevetti? La peste, qui sappiamo, se ne parla molto. I vermi, io mi sono stupita di quanti vermi ci fossero. Vabbè. Il mal francese, la sifilide, perché sono stata disconnessa? Che succede? Poi le fratture, poi per i denti e varie invenzioni che vedremo. Cose molto interessanti che presenti, diciamo, nei registri delle patenti sono proprio le ricette, cioè quanto di questo. Per esempio, miracolosissimo segreto contro la peste, cioè grasso umano, non voglio sapere da dove si prelevasse, olio di scorpione, terra sigillata. È una cosa carinissima, è dove si andava a prendere, tipo vai a comprare questo al mercato di Rialto, cioè per esempio l'olio scorpione magistrale, del quale le ha lo speziale del campanile che sta a San Giovanni Grisostomo, e me lo dà un ducato all'oncia, è stato fantastico. E profumi magistrali di quelli che fa speziale del medico in Marceria, Malvasia, e quindi c'era anche le istruzioni dove arrivavano e quanto se ne usava. Ma la cosa naturalmente che tutti conoscono e ha sempre un grande fascino è la teriaca veneziana, un rimedio in realtà antichissimo che ha una storia molto lunga di 18-20 secoli e che pare abbia proprietà di tutti i generi. Questa teriaca praticamente risale a Mitridate, e dà un nome misto che potrebbe voler dire o antidoto o addirittura animale selvatico, perché conteneva carne di vipera. E Nerone poi l'ha perfezionata, il medico di Nerone, e poi ulteriormente Galeno, ed aveva una marea di componenti dal 62, 74, però ovviamente come tutte le cose sono migliori a Venezia, la teriaca migliore era quella che si preparava a Venezia, perché poteva attingere più facilmente alle droghe in Oriente. Ed era una mistura di tutto, di più, ne ho alcune ricette caso servisse. E in realtà questo fa parte della medicina pre-Paracelso, che consisteva nel dare ai malati delle misture di piante, minerali, parti di animali, cioè più roba c'era e meglio era. Per esempio, non so, carne di serpente, sangue di feto, veleno di scorpione, bava di rospo, carne essiccata di vipera, oppio, quello faceva benissimo sicuramente, pepe, zafferano, mirra, malvasia, polvere di mummia, non so, centauro, amino, regenziana, incenso, timo, tarassaco si fa ancora il miele, quindi buono, succo d'acacia, eccetera. E quindi tutti questi ingredienti, e il fatto è che se faceva bene non si sapeva perché, quale fosse sicuramente quello che contava. Per esempio Celso, che fornisce una presunta formula del mitridatum di cui, come vedete, c'è anche l'iperico, le foglie di rosa, cannella, zenzero, che venivano poi mescolati con il miele, così non era proprio schifosissimo. Questa, diciamo, modificazioni di Nerone, del medico di Nerone, Andromaco, e l'idea era che con questo prevenissero in qualche modo gli avvelenamenti, perché erano tutti in gran terrore di essere avvelenati, quindi si avvelenavano già di per sé e stavano tranquilli. Invece Paracelso era arrivato al concetto più del singolo farmaco, si era chiamato Paracelso perché si riteneva superiore a Celso, e diceva che tutto è velenoso e niente è senza veleno, no? Che quindi il concetto della dose, che noi usiamo ancora, perché per esempio l'arsenico, che può servire per ammazzare qualcuno ma cura anche le leucemie, oppure il platino, che sicuramente è tossico, però sapete che viene usato in oncologia.
bellissimo libro del Berveglieri, ci sono anche diciamo le date, le registrazioni di alcune di questi farmaci per queste terribili piaghe che colpivano Venezia, tra cui appunto la peste. Questo Pompeo Fantozzi propone nuovi modi per far sì che la peste non andrà più oltre, quindi non si propaghi, ecco, e chiede il privilegio per sé anche per i discendenti, e naturalmente questo anche fa parte come dei brevetti moderni, che il Senato dispone che i provveditori alla sanità, perché c'era anche lì diciamo una sanità pubblica o privata, facciano le prove del segreto, concedendo a Fantozzi il privilegio richiesto a condizione che i rimedi proposti siano riconosciuti utili, quindi in qualche modo dovevano funzionare, poi non so bene che esperimenti facessero. La cosa fantastica, come abbiamo nominato anche, che addirittura nel 1769 il Senato autorizza il vaccino con il vaiolo, e noi ci scandalizziamo, c'è stata tutta la polemica sui vaccini Covid che non erano sperimentali, la tecnologia, lì addirittura prendevano le pustole di un paziente e le facevano un po' di abrasioni o vari metodi, anche quelli non so se brevettati, e mettevano direttamente il vaiolo sui bambini. Naturalmente i bambini del popolo, non erano quelli delle famiglie nobili, li raccoglievano più o meno sparsi, li mettevano lì e gli inoculavano il vaiolo, e per fargli avere una forma più leggera. E qui veramente è una sperimentazione clinica autorizzata, cioè una grandissima modernità. Pare che non morisse nessuno, quindi funzionava. Poi un'altra cosa che è abbastanza caratteristica è la manna, che è una sostanza un po' purgante, che è diciamo un estratto dai frassini, e praticamente ha diciamo c'è tutta la ricetta di come prepararla. Gentilmente Roberto Berveglieri mi ha dato qualche illustrazione per raccontare alcuni di questi mirabili rimedi. 1576, un rimedio contro la peste facile a usarsi, ed era un rimedio orale, molto interessante per bocca. Giacomo di Freschiolivi, un farmaco di nuovo in cui si poteva liberare la città dal contagio della peste. Poi c'era un segreto miracoloso per il mal francese, segreti ovviamente, poi questi vermi, che come ho trovato un sacco di cose antivermi, polvere da verme miracolosissima, e però già che c'era era anche contro i morsi di serpenti, così, cioè serviva anche per due cose. Cristoforo Gandolfi, un medicamento per la peste, e anche qui c'è olio di scorpione, grasso umano, terra, eccetera eccetera, tipo teriaca, e un altro contro il male contagioso. Poi c'erano delle cose anche più diciamo meccaniche, come per esempio per guarire dalle ernie. Qui c'era proprio tutto il disegnetto della legatura anti-ernie. Un'altra cosa che andava di gran voga, ce ne sono ben due, è una specie di limoncello, non c'era l'alcol, ma comunque lo speziale al limone. 1624, il segreto efficace nel sanare dolori colici, febbri maligne, pestilenti, emicranie, ogni dolore, mal di vermi, mal francesi, qualunque cosa. E un altro, per esempio, liquore ricavato dai cedri, limoni e aranci, che caccia tutti i morbi, anche lì i putredini, veleni, eccetera eccetera, effettivamente c'è del vero, perché negli agrumi ci sono tantissime sostanze effettivamente particolarmente utili. Altri diciamo inventori di farmaci, Gentilpontano e Bernardino Moretti, un elettuario contro i vermi, e già che c'era anche questo, antidoto per ogni veleno. Invenzione di un cerotto per guarire le ferite,
e usava anche molto l'olio di mandorle dolci e amare. Non sempre, come si diceva, venivano approvati, qualche volta venivano respinti. Abbiamo visto che era stato respinto qualche progetto diciamo dal punto di vista idraulico. Anche per esempio una richiesta di questo olio di mandorle è stata respinta perché c'era, diciamo, altri speziali che evidentemente non si sentivano tutelati. Nei libri con cui venivano, diciamo, pubblicati, un altro di Giovanni Franceschini, un segreto inviolato, il balsamo di vita per piaghe, ferite e contusioni. Un'altra, diciamo, che Alessandra Schiavone ha nominato, il caffè. In realtà la cosa abbastanza curiosa è che il caffè all'inizio era ritenuto un medicinale. Perché era un medicinale? Perché era amaro, quindi se una roba è amara non può essere qualcosa che si mangia o si beve, ma può essere soltanto una medicina, come anche in collodi. E quindi il caffè era catalogato come medicinale, si vendeva in farmacia. Poi probabilmente dopo hanno scoperto che dolcificandolo era meglio, tant'è che poi il caffè nel 1700 diventò un luogo di culto, di amicizia, eccetera. A Venezia c'erano già più di 200 caffè. Dopo tutte queste, diciamo, importanti tappe veneziane, che ribadivano appunto il concetto di diciamo, difendere un'idea, incoraggiare la produzione, renderla economicamente interessante, proteggere dalla copia. Gli altri paesi arrivano un po' dopo, per cui per esempio nel 1600 c'è uno statuto dei monopoli da Giacomo d'Inghilterra, il primo ufficio brevetti d'Inghilterra del 1850, gli Stati Uniti erano appena arrivati, già si sono fatti il loro Patent Act, la legge brevettale in Italia, che sappiamo non è Venezia, è la legge già è del 1859, quindi tanti anni dopo, quasi 400 anni dopo. Si arriva ai tempi moderni. Questo, se nei 5 minuti che mi restano mi permette, Roberto, di fare un excursus che non c'entra col suo libro, ma raccontare un po' cosa capita nella nostra vita quotidiana. Questi sono i miei personali brevetti e così ha la faccia di un brevetto moderno, nel senso che il Ministero dello Sviluppo Economico viene messo l'inventore, che cosa serve, questo per esempio uso antinfiammatorio di fitocomplessi liquidi da olive, e praticamente è tutta una trafila che dall'intuizione e dalla sperimentazione si arriva a fare un prodottino. Questo prodottino ho deciso, dopo che ho letto il libro, che è una specie di teriaca pure lui, perché c'è di tutto, e viene una vera, anche qui c'è un po' di ingegneria, nel senso che l'idea ci è venuta dal fatto che quando si fa l'olio d'oliva si butta via un sacco di roba, che sono le acque di vegetazione e la sansa, ed è questa roba orrenda qui. Però è molto ricca, siccome l'oliva è sana, ce la mangiamo, abbiamo pensato che qua ci fossero dei prodotti acquosi di grande interesse, quindi con un brevetto industriale fatto dall'Enea sono stati costruiti un sistema di filtrazioni per recuperare la roba che si buttava via e fare degli estratti acquosi del prodotto, diciamo, di scarto del frantoio, e quindi abbiamo, diciamo, utilizzato attraverso questo sistema di pompe un estratto di oliva, ma dalle acque delle olive e non l'olio, e questo prodotto, naturalmente, rispetto ai tempi del 1400 abbiamo potuto dosare cosa c'era dentro, e ci sono un po' di tutto, cioè non c'è la polvere di mummia e neanche la carne di vipera, ma insomma più o meno tutte le cose più assurde. C'è la caffeina e c'è l'idrossitirosolo, che è un possibile farmaco, ed è
bisogna brevettare l'uso, come vi ho detto, cioè il fatto di avere un prodotto, nonostante sia un prodotto originale, però l'ha fatto l'Oliva, non l'ho fatto io, e quindi abbiamo dovuto trovargli un ruolo che è quello di antinfiammatorio, tipo brufen, aspirina. Questo è il prodottino, non vi dico dove si trova perché non voglio fare pubblicità, però è molto divertente perché è una pozione tale quale, solo che è fatta in modo moderno, vedete che ha la faccia più o meno spaventosa come quelle antiche. Dopodiché questo si deve pubblicare una volta che hai brevettato, per raccontare, così la gente sappia un po' come si faceva nei trattati di allora e come ha fatto così brillantemente, diciamo, il lavoro dell'archivio Roberto Berveglieri, che ha trovato tutti questi documenti che non sono diciamo totalmente diversi da come funzioniamo adesso. C'è sempre questa logica di protezione, di verifica, di controllo, di registro e anche di tutela di tipo economico e proprietario. Quindi io, finendo un pochino prima, ancora una volta ringrazio Alessandra Schiavon che ha organizzato tutto ciò, Roberto Berveglieri che mi ha fatto leggere delle cose meravigliose, e gli altri speaker e i nostri ospiti all'Ateneo Veneto e la direttrice dell'Archivio di Stato. Grazie. Grazie Adriana. Sapevamo tutti noi amici e amiche che aveva cincischiato con le olive, ma non ci aveva mai rivelato il mistero, e oggi finalmente possiamo seguire, abbiamo potuto non capire, ma perlomeno seguire il processo di lavorazione. Grazie per questa brillantissima suo racconto. Chiudiamo con Roberto Berveglieri, diamo la parola all'autore naturalmente e anche per lui 2 parole di presentazione. Si è formato all'Università di Bologna, alla scuola di Carlo Poni, che abbiamo già ricordato, docente di storia economica fino al 2002 presso la stessa università. Da sempre Poni interessato alla storia dell'agricoltura, della tecnologia e delle manifatture, è stato già ricordato, in particolar modo della seta. Berveglieri è proseguito nel solco degli studi del suo maestro e ha avuto modo di far conoscere in conferenze e in seminari in tutto il mondo le sue ricerche a congressi e convegni. Gli do la parola per chiudere questo pomeriggio. Grazie. Grazie a te che hai organizzato e grazie a tutti i partecipanti. Ma sono in dovere di fare alcuni ringraziamenti. Sto in piedi perché poi illustro alcuni brevetti che credo che sia importante, ma faremo in fretta. Sono in dovere di fare alcuni ringraziamenti ai relatori di oggi, per come si sono espressi, per le loro disponibilità e le competenti relazioni che hanno fatto. Desidero ricordare il mio maestro Carlo Poni, che è stato un grande cultore della ricerca d'archivio, maestro di molte generazioni di allievi. Io sono uno di quelli che per il suo rigoroso metodo di ricerca che mi ha guidato in tutti i miei lavori. Più ancora sento l'obbligo, proprio un dovuto e sentito atto di ossequio alla dottoressa Maria Francesca Tiepolo, scusate, per avermi sollecitato e seguito nella vasta ricerca d'archivio e nel 1994 per aver voluto presentare all'Istituto Veneto inventori stranieri a Venezia. Ma quello che è più importante, con le sue pregevoli e coraggiose iniziative, aprì l'archivio alla città. Non è una cosa mia l'archivio, è una cosa di tutti. La cultura è di tutti. Questo è stato il grande apporto che ha dato la Tiepolo e ha sostenuto gli studiosi. Ha sostenuto gli studiosi. Mi corre anche l'obbligo di ringraziare Carlo Cipolla per il sostegno che ci ha dato in 3 anni quando eravamo all'Università Europea.
e infine alcuni sponsor che hanno sostenuto la ricerca e la pubblicazione. Questo è già stato detto, il primo dei 3 volumi. Prima sono stati dell'opera generale sui brevetti, sono stati pubblicati diversi articoli di vario genere. Il professor Levi ha ricordato che uno dei miei primissimi lavori è stato pubblicato con lui, ed è vero, il Cosmo Scatini e il Nero di Venezia, che era importantissimo, poi vedremo, lo dirò in seguito. I 3 volumi principali, forse il principale è Le vie di Venezia, che è stato adottato dall'UNESCO, e Inventori stranieri di Venezia e Medicina e medicamenti. Cioè, dall'opera generale si potranno estrapolare tematiche ben precise senza dover ricorrere all'archivio e fare ricerche sono già state fatte. È chiaro che uno studioso ha la necessità poi di vedere i documenti in originale. E voglio anche dire che Venezia ha anticipato di 1 secolo e mezzo lo statuto inglese dei monopoli, e 300 anni prima degli americani, tenuto conto, la professoressa Adriana li ha citati gli americani, che nel primo emendamento della Costituzione americana si dice testualmente: il Congresso degli Stati Uniti d'America ha il potere di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per il periodo limitato di tempo agli autori ed inventori il diritto esclusivo ed sui loro scritti e scoperte. È identico alla legge veneziana. Io non so se ci sono stati contati perché non ho fatto studi precisi, ma è certo che 3 personaggi, John Adams, Benjamin Franklin, Jefferson, con l'allora a Parigi, erano ambasciatori a Parigi, con l'allora ambasciatore veneziano Daniele Andrea Dolfin ci furono dei contatti, e ho trovato un documento che poi cito nel 3° capitolo di questo volume. Prego. Questa precisione l'ho voluto fare per dire quanto è attuale questa legge veneziana. Il professor Levi mi ha fatto alcune domande, per esempio se c'erano delle controversie. Vedremo che ci sono. Il problema di quell'ebreo che ha chiesto non tanto per le sensarie, per dire, ma è importante, quel medico ebreo cosa ha fatto? Aveva curato nel periodo della peste con abnegazione, senza chiedere alcun compenso, gli ammalati, ma aveva usato un metodo nel quale non ha chiesto il privilegio, non ha chiesto il brevetto, ma ha chiesto di aprire 2 sensarie. Lui ha approvato un nuovo metodo per curare la peste. I documenti poi citano. Ecco, la Repubblica e gli inventori si resero conto dei reciproci vantaggi derivanti dal binomio invenzione e privilegio. L'afflusso di nuova tecnologia, tu mi richiami, adesso vado in fretta, mi richiami. Sì. L'afflusso di nuova tecnologia è indispensabile perché Venezia viveva sui mercati e aveva bisogno di innovazione. Questa era la grande novità. Venezia, le vie di Venezia, le vie perché erano i canali, percorrevano di quelli. Basta pensare che nel 1280 inizia la raccolta dei rifiuti, perché si rende conto che altrimenti i canali veneziani non erano più transitabili. Infatti io le vie di Venezia ho pubblicato subito dopo, lo stavo per pubblicare, che ha bruciato la Fiumicino. E si sono domandati perché non arrivavano i vigili del fuoco. Ma non facciamo altre polemiche, scorriamo in fretta. Queste 2 cose le desidero dire con molta precisione. Le esenzioni fiscali e gli aiuti finanziari alle aziende non erano senza condizioni. Questo è importante. Venezia, i controlli erano rigorosi, la verifica con i documenti e i registri delle aziende, e ogni anno le aziende privilegiate dovevano rendere conto della qualità dei prodotti utilizzati, delle materie prime, e della qualità e quantità dei prodotti finiti, cioè delle manifatture prodotte, e soprattutto dove venivano vendute, e se mantenevano l'impegno di
e questo è importante, lo voglio sottolineare, se mantenevano l'occupazione nei termini che erano stati fissati. Poi dirò qualcos'altro in merito, perché questa è la grande novità, che poi, pur nella cadenza della Repubblica, nella seconda parte del Settecento, si va avanti in maniera molto celere. Certo, è stata la burocrazia, avevano un'efficiente burocrazia i veneziani, che ha sostenuto la Repubblica anche nel momento della sua decadenza. Questo era stato il vantaggio, perché qua aveva, giustamente ha detto il professor Levi, la Repubblica ha iniziato a investire non più nel commercio, ma in altre attività, soprattutto le finanziarie. E quando in un governo ci va la finanza, difficilmente si fanno cose buone, ci dovrebbero andare gli economisti, soprattutto. Prego. Agostino, vedete, poi, soprattutto, ritorna, l'altro aspetto positivo, insegnava, le scuole, dava dei brevetti a persone che si impegnavano a insegnare ai giovani. Domandiamoci se oggi lo Stato italiano questo lo fa. Agostino Mazzucato, nuova macchina e nuovo metodo di trattura della seta, l'istruzione di alcune femmine, delle ragazze, poi c'erano gli istituti, eccetera. Giacomo Cerri, questo invece pietre preziose, scuola veterinaria. Questo non era un brevetto, però nel 1773 il Senato invia alla scuola superiore di medicina veterinaria a Parigi 2 giovani scelti dalle accademie di agricoltura. Le schede, proseguiamo in fretta, queste sono le schede che citava Alessandra. Il rapporto tra l'invenzione e l'innovazione, effettiva applicazione industriale, lo studio delle strategie e delle strutture industriali, migliorare il livello di sfruttamento della forza motrice, cioè era importante questo, perfezionare il funzionamento della macchina operativa, unificare i processi di produzione. Siamo all'avanguardia, siamo in termini di economia di mercato qui, Repressione per mezzo di speciali strumenti delle appropriazioni indebite, la contabilità dello Stato veneziano, i documenti fiscali adottati dalla Serenissima, ha citato tra i vari, c'erano i documenti, brevetti di documenti fiscali, spero di fare in tempo a citarne alcuni. Studiare aziende costituite su di un brevetto, sono tantissime, ma brevetti importantissimi, adesso ne cito alcuni in particolare. Le patenti di utilizzazione pubblica. Il Senato, quando si rendeva conto che il brevetto, che l'invenzione era di utilità per lo Stato e per la nazione, perché era subentrato già nel Settecento il concetto di nazione, la dichiarava brevetto di pubblica utilità. O assumeva l'inventore alle dipendenze dello Stato, oppure lo pagava, gli dava anche con delle indennità di notevole rilievo. Brevetti con norme che regolano l'attività dell'impresa, la disciplina del lavoro, la quantità e qualità della produzione, il luogo di produzione, il livello dei prezzi. Il livello dei prezzi, oggi la benzina è a livelli indecenti, ma le accise non sono toccate. Il livello dei prezzi, non è polemica la mia, è una sola constatazione. Venezia 1400-1700, uno Stato libero, l'Europa oggi. La risposta negativa delle magistrature c'è, e non sempre la risposta è positiva, ma non sempre il Senato si uniforma alle deliberazioni, perché ci sono anche delle controversie. Ancora, soprattutto quando le corporazioni fino a metà del Settecento sono ancora potenti, soprattutto nella dominante, il Senato inizia, poi ci sono le riforme, non ne parleremo perché già ci sarà un trattato nel secondo volume. L'amministrazione, vi cito solo questo. Il 29 giugno del 1596 istituisce il Collegio dei Ragionati, era una vera e propria scuola di pubblica amministrazione. Preparava i segretari, preparava
era una scuola di pubblica amministrazione. Noi oggi in Italia non ce l'abbiamo ancora, hanno tentato in tanti modi, ma funziona come funziona. Andiamo avanti. Elevata morale professionale, la corruzione un tacco era colpito con il bando alla morte. Sostanzialmente si ebbe una burocrazia efficiente, l'ho detto prima. Dico solo questo: deviò i fiumi per salvare la laguna, l'ha già citato l'ingegnere, ma quello che è importante, vietò ai dilettanti, ai ficcanaso di interferire con le decisioni dei savi. I savi erano i tecnici che dovevano esprimere i pareri di competenza. Alcuni brevetti. Questo è un bolognese che porta a Venezia, nel territorio della terraferma, ottiene il brevetto per la coltivazione della canapa. Pensate, Venezia aveva le navi, aveva i sartiami, aveva le gomene, ecco, questo favoriscono la produzione della canapa. Andrea da Budrio, Barbiroli, un altro che non solo questo coltiva la canapa e dice e descrive come, e non stiamo a leggere, ma addirittura la produce, cioè come la lavora. Andiamo avanti. Francesco Maffei, un altro privilegio, che è questo però per formare gli armisi dei navigli armati ed altri navigli, cioè quelli commerciali. Camillo Tarello, è stato già citato da Camillo Tarello inizia veramente la rivoluzione agraria, perché introduce il metodo della rotazione agraria che prima non avveniva, con le leguminose, con quelle che arricchiscono il terreno di azoto. Il brevetto, no, è vero quello che ha detto Levi, è molto esatto, però Venezia ha voluto sperimentare. Sono stati grandi studiosi, li ha citati prima, sono stati i miei maestri, e a Lonato aveva i campi e a Gavardo il Tarello, e a Venezia ha avuto che sperimentarsi per alcuni anni, perché la vicenda è andata avanti 3, 4, 5 anni. Agostino Gallo, le 10 giornate, sono i grandi agronomi, avanti pure. Ecco, Isaac Levi Fincio invece stampare i libri contabili e le bollette, da lì inizia la stampa. E c'è tutto il controllo dello Stato. Poi nel Settecento è bellissimo vedere, quando pubblicheremo un altro volume. Avanti. Il taglio di Portoviro, già stato citato e vi faccio vedere. Tenete presente che questo, il taglio di Portoviro, l'ultima deliberazione del 16 settembre del 59, prosegui, nel 1598, scusate. Il primo provveditore fu nominato Alvise Zorzi. Il secondo provveditore fu Gian Giacomo Zane. Il 16 settembre del 1604, 4 anni nemmeno, con i metodi che diceva l'ingegnere, con le tecnologie che c'erano, hanno deviato il fiume Po da Taglio di Po alla Sacca di Goro, con tutto lo Stato Pontificio che si opponeva. Ecco, è bella la lettera che scrive al Doge, alla signoria, che oggi col favore di Dio abbiamo dato inizio al principio. Questo invece è il primo disegno stampato da Marino Silvestri, perché l'idea fu di questo personaggio, che non è citato e non ha ottenuto nessun, ma ha presentato un progetto che io ho studiato tutti i documenti, di conseguenza posso dire che l'idea è di questo personaggio. Prosegui. Questo è il primo bozzo, progetto che fu approvato. Qui va avanti. Questo è il progetto definitivo, avanti, e questo è la mappa del nuovo taglio di Po, come vedete, dal Po, che dopo ha dato corso al Po di Lombardia, che sfocia nella Sacca di Goro. Proseguiamo. Questa è la fossa di Polesella, importantissimo, tutti i problemi che ci sono stati. Avanti, guardate i ripari che vanno fatti alla fossa di Polesella e alla Prosegui. Tutti i tecnici, è già stato detto soprattutto da te, ma insomma anche da chi mi ha preceduto, i veneziani non permettevano, gli studi erano precisi, i tecnici erano di grande qualità. Prosegue, questo l'ho messo perché
E il canale è un nuovo canale navigabile della Via Inchiarata a strasoldo di Cervignano nel Friuli. L'ho messo perché si vede il nuovo canale per condurre poi soprattutto alcune merci mercantili, e hanno messo addirittura le imbarcazioni che andavano. L'ho inserito per questo motivo. Avanti. Questo mi fermo perché questa è una proposta avanzata nel 1672 dal ferrarese Agostino Martinelli, e lo sbozzo di muro per la regolazione, voleva presentare la regolazione delle acque nella laguna. Non è stato approvato, non è stato neanche portato in consiglio, perché già allora aveva delle problematiche. Questo è il testo di accompagno, fece 2 discorsi, eccetera. Il progetto non fu approvato dal Senato di Venezia. Abraham Tangerlo è un inventore che viaggia e ottiene brevetti in varie nazioni e città. Ottavio Malpighi, il modenese, questo è un progetto importante perché fabbricare orsogli, prosegui. Gli orsogli erano gli organzini sostanzialmente che si producevano dalla seta, però un tempo erano a mano, e addirittura nella città di Venezia i canali non avevano una corrente sufficiente. Ecco perché gli orsogli vengono prodotti nella terraferma, perché i canali hanno una corrente molto più alta. Questo addirittura è il bando della città di Bologna contro il Malpighi, perché non doveva, perché ha trafugato un progetto, un brevetto che era della città di Bologna, che poi si spande in tutto il nord Italia. Vai avanti, questi sono quelli idraulici, e questo invece è quello a mano. I Rocchelli, vai avanti, prosegui pure, prosegui. Questo è un marchio di un tessuto, ci sono i nomi eccetera, ma non stiamo, perché queste sono le caldaie Antonio Bruniera nel 1641 per la trattura della seta dalle gallette. Quella successiva, che è di Gioacchino d'Ancona, siamo nella seconda metà del Settecento. Avanti. Il Vaimont, qui addirittura c'è tutto un discorso, perché Venezia cercava, invece di copiare, cercava di portarsi gli inventori, e qua veramente, secondo me, non è solo transfer tecnologico. Qua c'è stato veramente un problema di spionaggio industriale. Questo personaggio porta a Venezia il primo telaio per produrre le calze di seta. Prima si facevano a mano, le nostre nonne, ancora chi viveva, producevano le calze, i guanti, le maglie. Produce le calze di seta con un telaio. Di questo personaggio non si hanno altre notizie, comunque ci sono vari studiosi che hanno lavorato. Che hanno su questo progetto, però noi sappiamo che a Palmanova ci furono dei grandi, si installò una grande azienda di produzione di tessuti e di calze da seta. Il galassino, questo una stoffa di lana di filo che pur essendo sottile resiste alla pioggia. Celio Campagnella, questo ne cito 2, questo è il primo. È un rodigino, inventa il primo fucile a ripetizione e viene dichiarato invenzione di pubblica utilità. Proseguiamo. Francesco di Rimani, le risaie, questa è di Ponte Possero, è già stato parlato, io cito solo. Questa esiste ancora. Lei l'ho fotografata io con te. L'abbiamo fotografata, esiste ancora. Sapete cosa ha significato tutte quelle che tu hai citato? Pensiamo alla ricchezza economica di un'area che era povera. La capacità della Repubblica di interpretare le esigenze di ciò che è utile e che serve. L'Alessandra non poteva citarla perché è del 1700. Questa è una donna di un'intelligenza straordinaria, non ho ancora trovato e non ho fatto la ricerca necessaria. Questa dice che a Rovigo, non vi leggo, Polesine è in ogni caso sfortunato. Questa dice, nel Polesine vengono allevati, prodotti, con i pacchi da seta, molte gallette. Cosa succede? Vengono raccolte, le vendono alla città di Ferrara, che era uno stato a parte, alla città di Bologna, che era uno stato a parte, e poi noi
una volta lavorata e prodotta la seta, noi la acquistiamo, così noi ci impoveriamo 2 volte perché la vendiamo a basso costo e perché acquistiamo ad alto prezzo. E dice: vorrei introdurre in Rovigo un filatoio all'uso di Bologna, fabbricandolo senza risparmio e con tutti i materiali necessari per l'incannatoio, i 4 varghi, addirittura un grosso impianto industriale, si può dire, interi, che serviranno per filare e torcere, perché c'era anche il torcitore, e quel che più occorre per le sete. Capite? Una donna nel 1710. Avanti. All'avvento del bestiame, 5 brevetti, perché Venezia, la Repubblica, si rende conto, Alessandra richiamami quando, si rende conto della... Già richiamato. Allora, vai avanti. Cosmo Scattini, il nero di Venezia, viene da Firenze, avanti, corri. Francesco Antero, il lustro delle sete. Giacomo Linussio, incarna, guardate i brevetti questo signore. Anselmo Isaac Gentili, ebrei, schiavine, gli ebrei gli dicono che possono produrre, che avevano una legislazione tutta particolare. Avanti. Questo è un campione che esiste già ancora all'Archivio di Stato, prosegui pure. Lorenzo Foramiti, Zoanno, ecco questo, no, torno indietro. L'altra. Ecco questa, sono tele prodotte da Zoanne Molin a Piove di Sacco. Questi sono i campioni che presentavano, perché altrimenti il Senato non concedeva il brevetto. Abbiamo finito. Elia Antonio D'Alessandri, Iseppo De Roi presenta, vai avanti, ecco era un organzino, anzi un broccadello raso nero e broccato rosso. Avanti. Questo è il decreto a stampa che viene pubblicizzato, prosegui. Francesco Bianchi, un polesano, solennato e precipitato per la polvere da sparo, persona segreta, Badia Polesine, per cappelli di vari colori leggerissimi. È bellissima tutta la descrizione di come vengono prodotti e con quale produzione. Natal Federico Ever, che è la moglie per la lavorazione, l'ho messo perché c'è la lavorazione delle ceramiche. Addirittura ho trovato, torni indietro, avanti, questo sono gli orari di lavoro, presenta gli orari di lavoro che abbiamo tradotto, e lavoravano dalle 14-15 ore al giorno. Va bene? Questo è il decreto stampa, abbiamo finito, avanti. Domenico Carrari, questo ha 1700 lavoratori, prosegui. 1776 distinti per i vari tipi di lavorazione. Questo era l'impianto dell'ex monastero che è stato tradotto avanti. Ecco qua è lo spaccato, fabbriche privilegiate, corri. Paolo Clavis, il secondo, questo inventa delle bombe, che poi non le ha inventate lui, le ha copiate e le ha portate a Venezia. Questo è la trafila famosissima, un progetto di straordinaria per filar l'oro, l'argento e il rame. Questa è per catramare i cavi delle gomene, eccolo, l'ultimo, Tommaso Balfour. Questo tessuti e viene accolto alla dipendenza dello Stato. Chiudo con 3 domande, anzi 4 affermazioni e 4 affermazioni e 3 domande. La Repubblica di Venezia incoraggiava lo sviluppo tecnologico sfruttando una rete vasta di relazioni internazionali. Possiamo definirla la nazione dell'innovazione. La Serenissima importava cervelli, portatori di know-how, contava il saper fare e la competenza, scienza e tecnologia. Concedeva licenze temporanee favorendo concretezza, competenza e convenienza, conciliando profitto privato e interesse pubblico. Conciliando. Abbiamo un'opportunità, già stato detto da chi mi ha preceduto, dai relatori che mi hanno preceduto, riattualizzare ciò che di positivo c'è stato. Le 3 domande. Il nostro Paese investe nell'innovazione? Vorrei chiedere a tutti ovviamente, ma alla professoressa Albini. Il nostro Paese ha la capacità di promuovere innovazione tramite i giovani? Venezia abbiamo visto, abbiamo scorso in fretta, ma sono diverse le scuole
autorizzate per l'insegnamento. E infine il nostro Paese sostiene i giovani nella ricerca per creare attività produttive che favoriscono lo sviluppo e il lavoro, o facciamo invece solo dell'assistenzialismo? Grazie. Allora, ringrazio Roberto e ringrazio a tutti voi che avete avuto la pazienza di restare fino a questa maratona. Mi pareva che ci fosse almeno una domanda, vero? Io mi scuso di essere arrivato molto tardi, di aver soltanto... Puoi parlare togliendo la Ah, mascherina, sì. Sono arrivato molto tardi, ho assistito ma solo una a parte della discussione, quella dell'ingegnere Rusconi, e poi quest'altra parte, ultima. Volevo dire solo una cosa: è stato insistito su questo discorso del taglio di Portoviro. Volevo ricordare ciò che l'ingegnere ha già detto, cioè che nella collana degli antichi scrittori di idraulica veneta, Sì, certo. l'ultimo volume fatto da noi, da me, insomma, Sì. trascritto di Marco Antonio Cornaro, c'è l'ampia discussione sul taglio che coinvolge sia il Magri sia l'Ottavio Fabris. Questo così ma mi sembrava giusto, perché il Cornaro io credo che abbia dato un contributo molto forte a questo discorso del taglio. Sì. Boh, questa è un'osservazione. Una cosa più generale, finisco subito. Mi stavo ponendo un problema. E a parte questa straordinaria, conoscevo quel libro, il primo, sugli inventori stranieri che aveva già fatto le Berruglieri prima. Quest'ultima cosa, devo dire la verità, non l'avevo vista. Siccome sto lavorando sui premi e sull'invenzione d'industria dell'Ottocento, cioè dal 1812 in poi, mi sorprende e c'è un problema che mi assilla. Il problema che mi assilla è: qual è il rapporto in terra veneta tra scienza e tecnica e invenzione e industria a partire da un certo punto in poi? Se vado all'Ottocento è poca, veramente molto poca. Si va alle stelle per dire delle cose straordinarie nella scienza, soprattutto matematica e fisica, però poi la traduzione pratica, insomma, è come si fanno le candele, cioè, in altri termini, prosegue a mio modo di vedere la tradizione veneziana per quanto riguarda alcuni prodotti che potevano essere della tessitura, per esempio, perché è ben vero che è la costruzione delle corde, però i meriti per queste cose provengono dall'esterno. Il problema dell'attrito nella tessitura viene dall'esterno, sono i francesi che studiano quel problema, lo portano in arsenale, fanno delle corde ottime, è l'unico settore che funziona là dentro. Bon, questo così è un passant. Per quanto riguarda il problema dell'idraulica, una sola cosa, mi sorprendeva molto un episodio accaduto nell'epoca in cui decidono di fare scavare il canale di Santo Spirito per portare le navi grandi, i vascelli dell'arsenale a Malamocco. E fu chiamato in questa prima fase un ingegnere olandese, perché questi erano cosiddetti bravi a fare questi cammelli. Quando arrivò questo signore, fu impiegato a fare sta roba, e a un certo punto, siccome i responsabili erano persone di un certo livello, come poteva essere, non so, Riche de Prony, lo vagliarono e gli disse: ma questo qui sa costruire cammelli, ma sa costruire delle macchine che possono navigare, però non sono efficienti sotto un profilo scientifico. Si introduceva per la prima volta un argomento, e l'argomento era che senza le condizioni idrostatiche e idrodinamiche non era possibile costruire. Riche de Prony lo sapeva, lo rimandarono in Olanda. Questo per recuperare all'indietro cosa era stata la forte permanenza della cosiddetta scienza o tecnica olandese in terra veneta. Cioè siamo al punto in cui tra scienza, dal 1630 in poi, tra scienza e tecnica e invenzione, cambia un mondo. Sono d'accordo che ci sono dei settori di grande eccellenza, quale quello della tessitura. Carlo Poni ce l'ha insegnato, il telaio e così via.
il telaio rimane un'invenzione che poi viene raccoppiata, eccetera, eccetera. Però voglio dire che poi la vera invenzione che rivoluziona la tessitura la fa Jacquard e la fa Lione. Questo per ricontestualizzare ciò che accade in terra veneta dal punto di vista della scienza, della tecnica, delle applicazioni e delle innovazioni e invenzioni, a cominciare dal 1650 fino alla fine dell'Ottocento. Grazie, scusate. Grazie professore Beatrice. Non lo so, io avevo lanciato una mano a Piero Lucchi per introdurre e per specificare. Se in un minuto riesci a... Sì, certo, perché siamo in chiusura. No, non voglio fare l'intervento che pensavo di fare, volevo solo dire che questi due autori di metodi per insegnare a leggere o per insegnare a leggere e scrivere, poi ce ne sono altri che insegnano solo a scrivere, in realtà io avevo avuto l'occasione di conoscerli attraverso il precedente volume e sono stati oggetto di uno studio e di una relazione che ho fatto a un convegno del 96 e poi è stato pubblicato. Adesso faccio vedere la copertina del volume degli atti del convegno che è stato stampato in Svizzera, Lesen und Schreiben in Europa, a cura di Messerli e Roger Chartier, che è uno specialista di storia dell'istruzione. Volevo solo dire che è una storia molto complessa che dura da molti anni, attorno al 75. Io non approfondisco questo argomento, anche se secondo me è molto importante per ridiscutere alcune cose che sono venute fuori anche sul concetto di brevetto, di innovazione. Molte cose registrano anche l'arretratezza, per esempio l'arretratezza sulle scuole di istruzione e questo io posso già dire che è stato un clamoroso tradimento degli intellettuali, dei clerici che hanno abbandonato il volgare appena nato e aveva raggiunto le vette più alte della storia letteraria italiana nel 300 con Dante e poi è stato assolutamente rifiutato e si usava solo il latino. Anche le cose che dicono questi personaggi, che sono dei forestieri, che hanno scoperto che gli insegnanti elementari di abbaco e di scrivere, notate che sono modi di chiamare le scuole senza dire scuola, senza dire maestro, perché era un'attività privata, artigianale, che serviva per tenere i bambini e per insegnare qualcosa di utile. Le scuole non servivano a niente, gli servivano solo a fare dei disoccupati, a che cercavano l'occupazione nel clero, nel mondo religioso e pochissimi come uomini di legge. Ecco, questo libro mi dà questa occasione, di questo frutto lontanissimo, mi dà l'occasione di salutare Roberto, che non ci siamo mai conosciuti, ma all'inizio del mio percorso su un'altra strada c'era stato anche lui, e glielo voglio dire adesso, perché io ho fatto nascere questa ricerca partecipando al seminario di Ginzburg sul mugnaio del formaggio ai vermi, e quando Carlo Ginzburg, in questo caso l'altro Carlo, mi chiese aveva una voglia matta che io lavorassi con lui e che lavorassi su questa ricerca sulle scuole, perché secondo me Menocchio non poteva aver studiato nelle scuole e aveva studiato da altri che insegnavano in un modo alternativo e pratico. E il discorso si fa molto lungo, anche parlando di Manzoni, Domenico Manzoni. Comunque Carlo mi mandò da Poni perché aveva capito che mi interessava il mondo contadino, ma mi interessava perché io ero figlio di contadini e Carlo Poni lo stimavo moltissimo. Io sono di Cesena, lui è di Forlì
ma aveva scritto un libro sugli aratri bolognesi che è una meraviglia. E allora mi mandò con una lettera personale all'altro Carlo per dire: ti mando questo qui. Non so cosa gli disse. Poni mi trattò con una sufficienza insopportabile, ma io avevo capito, non possono essere tutti come Carlo, ma anche Carlo non mi aveva. Insomma, mi disse: tu non conosci Roberto Berveglieri, per piacere digli che si faccia vivo. E lui pensava che io e te ci vedessimo a giocare nelle osterie di Bologna. Va bene. Va bene, grazie di questi ricordi anche personali, ringrazio tutti e buona serata e buon sabato. Grazie.